E si parte anche questa mattina col viaggio di mamma Teresa, per ricordare appunto, io le ricordo tutte le mattine, queste mamme meravigliose che veramente non pongono fine alla ricerca, anche se dura anni, che sfidano il mondo pur di trovare i loro figli. Infatti furono di parola e arrivarono in pullman. Erano in 43 persone. Io non li conoscevo tutti, ma li accolsi con piacere e alla meglio improvvisammo un brindisi, offrendo loro anche della frutta, che accettarono tanto volentieri. Il signorino per parecchio tempo poi continuò a scrivere scusandosi sempre per il disturbo dato, dicendo fra l'altro: studenti, troppo mangiare e bere a casa sua. E di questa sua visita ne parlò tanto, raccontando di aver ricevuto tanta accoglienza da me e dalla mia famiglia. Anche la signora Giustina venne in Italia a trovare dei parenti e così ne approfittò per venire a farmi visita. È stata a casa mia 8 giorni e poi insieme siamo partite per la Germania. Appena arrivati a Camposanto si presentò una persona che voleva parlarmi. Raccontò che suo marito era morto con la guerra in Italia nel febbraio del 1945 ed era sepolto a Castel San Pietro, in provincia di Bologna, e mi chiedeva se questa località era molto distante da dove abitavo io. Io le dissi che la distanza non era enorme e le promisi che avrei fatto ricerca se esisteva questa tomba. Avutane la certezza, in settembre partì con la mia amica Antonietta Rolla, così ci facemmo compagnia. La trovammo e la facemmo fotografare, mandando poi subito le foto alla signora che tanto le desiderava. Mi rispose ringraziandomi tanto e voleva rimborsarmi i soldi, ma le scrissi di nuovo che non accettavo niente e che ero contenta pure io di aver fatto un'opera buona e che l'avevo fatta con tanto amore. In compenso, il giorno dei morti andò sopra la tomba del mio Anadage a pregare, così fecero tante altre persone di questo paese. Letto questo piccolo passaggio di questo viaggio interminabile di mamma Teresa per portare a casa le tombe dell'adorato figlio Ayadace, saluto gli ospiti che abbiamo questa mattina, saluto la presidente dell'associazione Il Sorriso, Evelyn Zanco, grazie Evelyn di essere qui, veramente grazie. Saluto anche Roberto Volpe, presidente URIP a Padova, case per diversamente giovani, residenze per anziani, perché case di riposo non so quale sia il loro riposo, se li stiamo facendo atterrare così violentemente. Sentiamo se invece il presidente Volpe ci darà buone notizie, visto questo cambiamento veramente nuovo che c'è in Consiglio regionale, nella giunta regionale in Regione Veneto, per capire, visto che il presidente Alberto Stefani, che ho anche avuto ospite, ha detto che punta molto sul sociale, tantissimo sul sociale, e penso sia una cosa molto importante, perché penso che sia, visto le condizioni in cui tante famiglie vivono, tante persone, specialmente diversamente giovani, hanno bisogno di ascolto. Però io sono molto ottimista, Presidente Volpe, lo dico anche a Evelyn Zanco, perché ieri ho avuto una scuola, una classe meravigliosa, tantissimi ragazzi con i loro insegnanti ed è stato meraviglioso. Questi ragazzi sono dei creativi, sono pieni di speranze, hanno voglia anche di ricostruire il mondo a loro modo. Bisogna lasciarglielo fare, bisogna che ci mettiamo in testa di dare spazio a queste realtà. Però l'unica cosa, sono rimasta un po' perplessa, non si ricordano molto dei nonni, Presidente. Io li ho fatti salutare a tutti quanti, uno a uno, ha salutato i propri nonni e loro hanno ammesso che forse si ricordano un po' poco dei loro nonni, anche se li hanno. E si sono anche emozionati quando ho detto questo. Come mai è successo questo, Presidente? Questi giovani che non si rendono conto dell'importanza di chi ce l'ha di questa figura. Forse sono i genitori stessi che non si rendono conto invece la fortuna che hanno di avere ancora questi genitori e i nonni dei loro figli. Prego. Innanzitutto grazie dell'invito e buongiorno alle telespettatrici e telespettatori. Ma questo è un dato che è figlio di un avanzamento della natalità molto in là nel tempo. Cioè, sicuramente le mamme oggi hanno qualche anno in più rispetto alle mamme tradizionali, ma noi lo vediamo anche all'interno delle strutture, sono pochissimi i ragazzi e i bambini che vediamo venire a trovare i nonni. C'è una distanza generazionale che probabilmente li ha un po' allontanati, stili di vita, sicuramente nonni
che hanno lavorato di più, e quindi tutto quello che era la parte che facevano i nostri nonni di accudimento dei nipoti è venuta meno. Sicuramente la distanza demografica del tempo di nascita da una volta ad oggi è figlio di questo. E poi parliamo anche di numeri, cioè, l'inverno, la glaciazione demografica porta a questi risultati. Ci sono comunque nel territorio meno bambini. Avete visto i dati ieri dell'Istat, previsione 2026 delle nascite 320.000 bambini. Nel 1964 sono stati 1.200.000 in questo paese. Allora sentiamo Evelyn Zanco cosa dice. Il sorriso, questa associazione, che è bello. Infatti i ragazzi ieri erano tutti sorridenti, emozionati ma sorridenti, e soprattutto ecco i valori che bisogna anche cercare di portare col mondo del volontariato, che se non ci fosse dovremmo inventarlo, io lo dico tutti i giorni, è quello che aiuta gli amministratori, che aiuta la comunità a superare certi ostacoli. Prego Evelyn. Buongiorno, intanto grazie di avermi invitato, e quindi la ringrazio di avermi dato questa possibilità. Ma il valore, cioè, come dico sempre io, i volontari non hanno un'aureola, non hanno dei superpoteri nascosti nelle tasche, ma sono semplicemente delle persone che mettono a disposizione degli altri il proprio tempo. Cosa serve ai ragazzi disabili? Nel caso della nostra associazione i ragazzi sono autonomi nelle loro necessità, quindi mangiare, andare ai servizi, vestirsi, cioè loro sanno fare tutte le loro cose. Hanno bisogno, sì, possiamo dire, hanno bisogno di sentirsi parte di qualcosa, di sentirsi voluti, di sentirsi accettati, di sentire di essere in grado di fare qualcosa, e quel qualcosa che viene fatto che venga apprezzato. Noi abbiamo fatto un progetto teatro e siamo riusciti ad arrivare al Cinema Careni a Pieve di Soligo con 300 persone. Loro hanno fatto uno spettacolo interamente fatto da loro, cioè loro erano i presentatori, loro erano i cantanti, loro erano gli attori, hanno fatto qualsiasi cosa, e la soddisfazione più grande che hanno avuto è stata: tutte queste persone sono qui per noi, cioè non sono venuti perché siamo il nome di grido e quindi uno magari si muove da casa perché c'è il super personaggio, sono venuti per loro, e per loro questo è stato, cioè il sentire il pubblico che li applaudiva, il bravi che arrivava dal fondo, sentirsi accettati per quello che sono è stato emozionante per chi c'era, emozionante per loro, ed è stata una carica anche per noi volontari, una gran soddisfazione. Allora noi venerdì e sabato ci sarà la conferenza stampa che invito pubblicamente Evelyn Zanco, se è libera a partecipare, arriverà anche l'invito, non è stato semplice. Facciamo questa mostra fotografica proprio con questi ragazzi e ragazze, con queste persone diversamente agili. Perché quello che ho notato è nato tutto da una trasmissione che ho fatto, sempre a Sveglia Veneti, dove avevo ospite sia il fotografo che il papà di uno di questi ragazzi, e quello che ho capito è la lontananza che c'è ancora tra chi dovrebbe aiutare, supportare, a parte il mondo del volontariato, e le famiglie e i ragazzi. Molto spesso, se le famiglie non riescono a capire che non hanno una persona da nascondere, da tenere sotto chiave, ma da aiutare, non vai da nessuna parte, perché ancora nel 2026 qualcuno fa fatica ad accettare di avere un figlio diversamente agile. Guardate che io lo so per certo, non so se Evelyn mi dà ragione, ma ci sono ancora genitori, specialmente il padre, che fa fatica ad accettare questa figura. Non tutti per fortuna, ma ce ne sono. E là è il grande problema, perché questa persona non riesce a difendersi da sola, non riesce a partecipare alla quotidianità che magari grazie a Evelyn e a tutte le associazioni di volontariato mettono a disposizione, perché se non lo portano, se non ti danno la possibilità di frequentarlo, come fai? Ecco, noi facciamo questa mostra fotografica per capire l'importanza di queste persone. E pensa Evelyn che hanno fatto tutto loro, tanto l'idea è mia, però ho voluto che siano loro che vanno avanti, che portano avanti questo progetto che sarà itinerante, girerà l'Italia e non solo. Questa mostra sarà esposta nei migliori alberghi anche a Venezia, dove ho avuto il direttore degli alberghi che ha detto ampio spazio per proprio inclusività, per parlare di questo. Io ci sono.
Cioè il titolo dice tutto, che noi non abbiamo detto niente, sono stati loro che abbiamo chiesto che titolo volete dare a questa mostra, dovete essere voi. Pensate solo queste semplici parole cosa vogliono dire, cosa dici Evelyn? Il titolo del nostro spettacolo è quello che possiamo fare io e te. Cioè loro hanno proprio bisogno di essere visti, ma di essere visti per quello che sono capaci di fare. Cioè non possiamo pretendere cose impossibili, ma possiamo valorizzare quello che loro sanno fare, possiamo dargli gli strumenti, dar loro gli strumenti, metterli a disposizione, tutto, abbiamo tutto oggi. A loro manca a volte proprio qualcuno che li aiuti a tirar fuori quello che è il meglio di quello che sanno dare, e quando si riesce a fargli tirar fuori il meglio che sanno dare, poi insomma i risultati ci sono. Allora, Presidente Volpe, ha sentito cosa ha detto Evelyn Zanco, valorizzare la persona, ma questo lo dobbiamo fare anche con queste creature che sono all'interno di queste RSA, perché come lei sa io dico sempre che non tutti hanno l'Alzheimer, Parkinson, malattie invalidanti, ma ci sono anche persone che possono dare ancora molto, ad esempio gli asili all'interno delle RSA per aiutare anche queste famiglie. Pensate cosa costa una babysitter, no? Con gli stipendi che abbiamo, e soprattutto l'importanza di avere queste figure vicino, l'accompagnamento che si fa a questi bambini per capire l'importanza della vita. Prego Presidente. Io le posso dare la testimonianza di Fondazione Marzotto, dove noi al piano terra abbiamo la scuola dell'infanzia con 100 bambini, al primo piano l'asilo nido più vecchio d'Italia con 70 bambini, molti dei quali sono figli dei nostri dipendenti, e poi siamo circondati da 240 anziani non autosufficienti, quindi l'integrazione c'è e si vede, è vero, è un bel modo di vedere il futuro del sociale. Non a caso noi tanti anni fa in Veneto è l'unica regione che le strutture per anziani si chiamano centri di servizio, quindi abbiamo tolto tutti quei nomi che sono un po' fuori luogo oggi, come casa di riposo piuttosto che RSA. Però rispetto a questo impianto, a queste idee, siamo poco seguiti. Faccio l'esempio, io sono uno che ha sempre sostenuto che queste case della comunità che sono nate col PNRR, forse la collocazione migliore era all'interno delle nostre strutture o comunque in prossimità delle nostre strutture, perché di fatto noi ormai, piaccia o non piaccia, su 35.000 ospiti l'85% sono ospiti che 20 anni fa erano nelle geriatrie e nelle lungodegenze. Presidente, è vero quello che lei dice, qualcosa si è fatto, ma è molto poco, perché io non devo essere fortunato, lo dico sempre, ad avere quella scuola, quel medico, quell'insegnante, io devo avere quello che mi aspetto di diritto. Crescere e atterrare dolcemente, possiamo mettere assieme queste due cose. Adesso c'è un vento nuovo in regione, so che lei è stato recentemente, cosa ci dice? Buongiorno si vede dal mattino, dopo la giornata è fatta di 24 ore. Cosa vorrebbe dire Presidente? Non passa il cerino Presidente, con Mirella non si passa il cerino. Che impressione ha avuto? Ecco, dopo il colloquio con questo Presidente Alberto Stefani, che ripeto io ho avuto ospite, mi sembra che la partenza sia molto buona, è giusto che dopo lei dice vedremo, ma intanto la partenza è buona, non si è fermata, cioè è partito, prego. Guardi, io l'ho detto fin dal primo giorno, io credo di non aver ricordo in 30 anni di aver visto un Presidente di Regione che il primo giorno da eletto ha visitato una struttura delle nostre, per cui è chiaro. Poi non ho ancora, sono in discussione in questi giorni in Consiglio per il bilancio e tante cose si fanno con le risorse economiche, quindi vedremo cosa esce anche da questo bilancio. Chiaro che la mancanza dell'addizionale almeno su una parte renderà un po' più complicate le cose. Poi adesso siamo dentro una tempesta economica mondiale, per cui è chiaro che le difficoltà ci sono, e tutto questo in un contesto in cui abbiamo anziani in condizione a casa, molti in lista d'attesa, famiglie sempre più con sempre meno figli, molti separati, molte mamme con bambino che poi hanno il genitore che è anziano. È una situazione economica, demografica, di forza lavoro e di quant'altro è abbastanza complicata, però bisogna essere ottimisti, e quindi anch'io lo sono. Vorrei riallacciarmi al discorso che faceva l'amica ospite.
Chiaro che, ad esempio, dobbiamo imparare a valorizzare di più il volontariato, perché in una società che invecchia c'è una componente di invecchiamento attivo, vuol dire quella persona che dopo la pensione sta bene e ha tanto tempo, che andrebbero sicuramente valorizzati. Sono una grande risorsa, ma sono una grande risorsa anche perché rischiano di vivere nell'isolamento. Fare il volontario vuol dire stare ancora in mezzo alla gente, dare e ricevere. Dobbiamo fare politiche anche per far capire che il volontariato può entrare anche in una nuova fase della nostra vita. Molto chiaro, condivido proprio quello che dice. Il problema è che invece come volontariato facciamo fatica a respirare, c'è una burocrazia che ci sta uccidendo, non so, paghiamo per fare i volontari e siamo quelli che hanno salvato la politica anche nel periodo della pandemia, che se non c'era il mondo del volontariato non so, e i sindaci poi che lo dicono sempre, se non avessimo il mondo del volontariato, le famiglie, qui ne è una testimone la nostra Evelyn Zanco. Eppure qualcuno ha cercato veramente di sagare le gambe, ecco, non sappiamo neppure come andrà a finire, siamo sempre più responsabili noi presidenti di queste associazioni, capite che proprio non ci siamo. Vedremo se la musica cambierà, perché mi sa che se cambia il direttore dell'orchestra, ma l'orchestra è sempre quella, non andiamo da nessuna parte. Andiamo da Rinaldo Venezia, vai Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Anche alla signora Evelina le faccio tanti complimenti per quello che ha fatto, perché si vede una persona buona, intenzionata a aiutare gli altri. Al direttore che dico, i vecchi, è un tesoro, perché se ti arrivati tutti i vecchi anziani che in ospedale, c'è mai, qui crea lavoro, perché quanta gente ti fa lavorare, stando in ospedale, in casa dei riposi, è una risorsa invece, anche per il lavoro, e mi vuol capirlo. Solo che non vedo uno che ha 800 euro di pensione al mese, non può andare su una casa di riposo, va bene, che magari ha dato fiori e se tocca mettere la sonda lì e va a finire che ti rovini anche due famiglie che non può. Bisogna che lo Stato intervenga e che la gente, che c'è paesi al mondo dove si cura di leggi, ma veramente si cura. Ma da altri qua, noi altri, ponda su comunisti, fascisti, tedeschi, chi che ti vuoi. Ma se non che c'è chi dall'alto, chi che ha i soldi, noi altri non dipendiamo dai politici. E neanche i politici non puoi fare quello che vuoi. Perché chi che maneggia il denaro, fa loro quello che vuoi. Loro creano un paese che abbia benessere o no. Ti fa prendere, non riusciamo ancora a capire che la roba più importante non è quello che facciamo noi altri con la nostra buona volontà, con il nostro impegno. Dopo ti fa una roba, ti arrivi in alto, non esiste e non ti fa niente. E il mondo adesso funziona solo perché una volta vedeva la gente caritatevole, se aveva peli le scarpe e ve ne dava uno a chi che non le aveva. Adesso il muro in casa, Mirella, insina cose dopo 2 anni. E robe assurde, robe che quando che era fame, va bene, non si era mai sentito, perché quando che mancava una persona anziana, dico, ma come mai qualcuno non ci veniva? Cosa va? Stava male, stava qua. Non era più manca ravvicinato. Adesso ti vedi più di te che sono in campo, che va a giocare il pallone. Noi ciappa molto si gioca il ballone. Grazie Rinaldo, grazie, fammi andare avanti perché abbiamo anche tanti video da far vedere, ti ringrazio per quello che hai detto. Allora andiamo a vedere Irene Carenni, il sorriso, andiamo a vedere. Yeah.
adesso vi spieghiamo cosa avete visto in questo video. Prego Evelyn. Allora, questa è Irene, una ragazza di 23 anni che a causa della sua disabilità non riesce a parlare. Riesce a farsi comprendere benissimo da tutti quanti, perché noi non conosciamo di fatto la lingua dei segni, però lei quello che riesce a trasmettere è una cosa emozionante. Cioè, quando si è scelta questa canzone per lo spettacolo e l'abbiamo vista, cioè noi abbiamo sempre i brividi quando l'ascoltiamo e quando l'ascoltiamo proprio, perché lei di fatto comunica senza parlare. E il comunicare senza parlare è una cosa che ti entra e ti porti anche a casa, perché dici, caspita, noi emettiamo suoni che a volte non sappiamo neanche se la gente ci ascolta, se la gente capisce quello che diciamo, e in questo caso non puoi non capire e non puoi non emozionarti. Presidente Volpe, comunicare senza parlare è quello che fanno questi diversamente giovani nelle RSA? Tu li guardi ma i loro occhi parlano, tanto è vero che la mostra fotografica che andrà proprio, che inaugureremo sabato sotto la Loggia dei Cavalieri, sono gli occhi, ecco lo sguardo, il fotografo ha puntato molto sullo sguardo, gli occhi parlano, tu vedi subito dagli occhi se una persona è felice, è triste, è sorridente. Ecco, e come la mettiamo? Come dice lei, se non hai delle persone che capiscono questo sguardo, che in quel momento devono aiutarti, ecco, avete poco personale, coinvolgere di più anche i giovani, intrigarli su un lavoro che poi io li vedo. Quando che vado in queste RSA sono dei giovani meravigliosi, guardi Presidente, io lo dico, li ringrazio sempre di esserci, fanno dei lavori che neppure i figli fanno. No, ma è veramente importante quello che sto dicendo, con degli stipendi che sono da fame, e poi viene fuori l'esempio, quello ha picchiato l'anziano, e quello fa notizia, però non fanno mai vedere tutti gli altri, tutti i giorni, quanto tempo e come lo dedicano questo tempo. Certo che sono pochi poveretti, non è che possono fare i miracoli, ma guardate che io li vedo dentro, anzi fatemi salutare e ringraziare tutte le RSA, in particolare l'Isra Treviso ad esempio, il San Giuseppe, la Casa Albergo, ma tutte quante le residenze, perché lo meritano questi educatori, ecco, questi OS, questi medici, tutti. Prego Presidente Volpe. Allora, intanto per sorridere è sempre più facile sorridere quando qualcuno ti fa sorridere. Quindi è chiaro che anche all'interno delle nostre strutture l'atteggiamento dei nostri ragazzi e delle nostre signore e signori sono sempre, tutti i corsi, tutte le attività che facciamo sono sempre mirate a far sì che cresca la capacità di trasmettere benessere. È difficile non sorridere a uno che ti sorride. Chiaro che quello che abbiamo visto adesso è una cosa che tocca e che rappresenta chiaramente questo, cioè l'espressività è una delle cose più belle che ci possono essere. Per quanto riguarda i giovani all'interno della RSA, questo Mirella però sta diventando un problema. Io vi do un dato semplicissimo: 2025 in Veneto 59 corsi per operatori sociosanitari, 1200 operatori formati, il 25% è sopra i 50 anni e il 50% sopra i 40 anni. Perché? Perché di fatto, noi lo continuo a dire da tempo, noi siamo dentro alle conseguenze dell'inverno demografico. Nel 1900, come dicevo prima, 64, 1250, 1.250.000 nati, vuol dire che nel 1987, nel 1989 c'erano 1.250.000 25 anni. Nel 2000 sono nati 550.000 bambini, oggi nel 2025 abbiamo 550.000 25 anni, quindi i giovani calano e calano in tutte le professioni e anche all'interno nostro. Noi abbiamo una media di età all'interno delle nostre strutture che è sopra i 45 anni oggi, quindi vuol dire che ci sono giovani ma ci sono anche persone molto anziane. Poi è altrettanto vero che sono donne, stiamo spremendo come limoni queste donne perché l'età pensionabile è sempre più in là, non sta a me a dirlo, ma anche su questo ci sarebbe molto da lavorare. Cioè non ha senso oggi non coinvolgere le strutture nelle attività domiciliari. Una signora che
lavora da noi che ha più di 60 anni, in un servizio domiciliare sarebbe molto più valorizzata, avrebbe molta più esperienza, e magari il giovane che oggi va al domiciliare sarebbe meglio averlo all'interno dell'assistenza. Però il tema della catena che manca, della filiera dell'assistenza agli anziani, cioè è assurdo che nel territorio strutture come le nostre, che sono, io mi permetto di dire, altamente professionali nell'ambito anziani, siano scollegate dagli altri servizi domiciliari, post ricovero e cose di questo tipo. Però ripeto, questo io lo dico stando al fronte, poi i generali stanno a 3 chilometri dietro il fronte. Però, Presidente, mi scusi, io ho letto un articolo che lei conosce naturalmente, contributi regionali anche i privati, bilance delle RSA pubbliche a rischio. Mi sembra però che qualche privato, più di qualche privato, sta cercando di rilanciare queste residenze private. E allora come mai rilanciano quando lei sta dicendo che non trovate personale, che i giovani mancano? Allora come mai puntano ed è una richiesta anche importante che fanno, per aprire delle RSA come privati? Perché il privato guarda i numeri, il privato investe in un settore, invecchia la popolazione, aumentano gli anziani, investe su questo. Io le garantisco che i privati che fanno profitto su queste gestioni hanno delle grandissime difficoltà, perché, ripeto, lì, se andiamo a vedere il turnover del personale in queste strutture è altissimo, cosa diversa rispetto ad altre tipologie di strutture. Io non ho niente contro il privato in questo ambito, ho delle riserve personali rispetto a quello che è legittimamente all'interno di una rete alberghiera poi l'utile d'impresa e il rientro del capitale investito, che porta magari la rete a livelli importanti, che se vai fuori mercato devi tirare la cinghia in qualche altra parte. Io sono sempre dell'opinione che nell'ambito anziani la realtà pubblica e del privato sociale sarebbe l'ottimale per le gestioni. Poi, se torniamo a dire alcune cose, questo è un paese, il secondo paese più vecchio al mondo, non ha messo un centesimo nel PNRR per le strutture per anziani pubbliche del privato sociale, e tutto dire è, cioè io ho ancora il dente avvelenato in quei mesi quando tutti si sono dimenticati di noi perché sembravamo degli attestati durante il Covid. Però le conseguenze sono queste. Questo è un paese che ha finanziato i campi di padel col PNRR, non ha dato un centesimo alle nostre strutture per migliorarci sotto il profilo tecnologico, per migliorarci sotto il profilo qualitativo, per valorizzare di più il personale, per incentivare la formazione del personale, per fare educazione ai giovani. Anche qui non siamo capaci di comunicare. Oggi l'intelligenza artificiale brucerà posti di lavoro che i ragazzi giovani pensano di occupare. Dovremmo cercare di valorizzare anche questi mestieri e di fare promozione nel mondo giovanile, facendogli capire che questo è un lavoro importante che sicuramente sarà valorizzato di più di quello che è oggi. Però dobbiamo comunicare. Questo è un paese che non riesce a leggere il proprio futuro. Non è forse che parlare male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca, diceva qualcuno, che la malattia, le patologie, il diversamente giovane possa essere un business per qualcuno, Evelyn? Perché penso che chi è che potrà usufruire, ecco, di queste RSA, se riusciranno ad avere lo spazio e anche i contributi regionali, se alla fine abbiamo delle pensioni bassissime, abbiamo famiglie che non riescono a pagare questi, anzi sono quelle che si lamentano in continuazione per queste rette perché non ce la fanno. Entrare è un punto di domanda enorme. Ecco, sentiamo cosa ne pensa Evelyn Zanco. Ma allora, se si guarda esternamente, sì, verrebbe da pensare quello. Poi è anche vero che, come dire, bisogna anche un po' aver fiducia di quello, cioè, io vedo, cioè io sono stata fortunata, io ho avuto i nonni fino a che hanno vissuto molto, sono sempre stati bene, sono cresciuta con i nonni. I miei figli, che non sono più, insomma ormai il più grande ha 20 anni, ha avuto i nonni che hanno lavorato fino a qualche anno fa, per cui non ha potuto vivere quello che ho vissuto io. E questo è un dato di fatto del cambiamento che c'è stato. Purtroppo noi arriviamo sempre a sistemare le cose quando c'è il problema, mai a prevenire.
perché noi sappiamo benissimo che negli ultimi 20 anni non sono nati più i bambini che nascevano dai 20 anni e a volte io dico, ma i nostri nonni sono usciti dalla guerra e hanno avuto il coraggio di fare 5-6 figli, eppure uscivano dalla guerra, uscivano dalla fame, uscivano da problemi insormontabili, non avevano tutti i mezzi che abbiamo noi adesso. Quindi a volte non si capisce se abbiamo paura, se non abbiamo il coraggio che hanno avuto loro, ed effettivamente però abbiamo anche una visione molto ristretta, perché anche i ragazzi disabili che abbiamo noi in associazione oggi hanno 30 anni, cioè sono nati 30 anni fa, nessuno ha pensato in questi 30 anni che i loro genitori sarebbero arrivati a un certo punto ad avere 80 anni, 90 anni, ad avere difficoltà, ad aver bisogno magari delle strutture che sono sempre appunto con liste d'attesa, ad avere problemi di demenza senile. Una persona che ha una demenza senile o che ha un Alzheimer non è in grado di gestire una persona disabile, perché non riesce a gestirsi neanche lei, perché è impossibile. E per fortuna che ci sono queste strutture che riescono a dare una mano alle famiglie quando ci sono questi casi, perché tu non puoi fisicamente stare dietro a una persona che ha un problema serio, quando devi andare a lavorare, devi pensare alla famiglia e devi comunque pagare tutto, perché alla fine devi pagare qualsiasi cosa. E purtroppo arriviamo sempre a sistemare il problema quando c'è, però a volte è tardi e non riesci a sistemarlo subito. Tanto è vero invece che chi invece sta cercando di pianificare, di pensare al futuro facendo prevenzione sono i genitori che hanno creato il dopo di noi, Sì. Hanno creato strutture per dare risposte ai loro figli quando loro non ci saranno più. È vero o non è vero, Presidente Volpe? Questo è un tema verissimo, anche se in realtà non sono molte queste realtà, hanno molte difficoltà. Per amicizia e volontariato sto seguendo un gruppo di genitori che hanno questo progetto, è molto complicato. È chiaro che anche questo è un tema, perché guardate che questo non è, lo inverto, guardate che noi tra 20 anni avremo una popolazione anziana che è sola, quindi noi strutture, lo dico sempre alle strutture associate, guardate che arriverà un tempo in cui noi saremo l'ultima famiglia dell'anziano, perché non ci sarà nessuno che entra a trovarli, perché è la popolazione che invecchia senza figli o con un figlio lontano e separati, il 65% della popolazione che arriverà oltre ottantenne nel 2050 è stimato siano persone sole. Quindi c'è un tema del dopo di noi molto importante nell'ambito della disabilità, c'è anche un tema di chi si occuperà di noi nella popolazione anziana. Purtroppo, dico io. Allora però adesso purtroppo dobbiamo andare in pubblicità. Purtroppo.
io sono convinta che finché riusciremo a capire l'importanza di questi video, che vi faccio vedere tante volte, di parlare di queste persone, di far capire che devono vivere la quotidianità, quando li incontrate per strada, invece di dire se passa il mongoloide o disabile, se passa Angelo, se passa Antonio, se passa Claudio, aspetta che lo vado a salutare, perché vi ricordate che gli ho detto a quel ragazzo che ha detto quando mi incontrate per la strada venite a salutarmi perché io ho tanto bisogno del vostro saluto, perciò ricordatevi le parole che dico. Cosa ne pensi, Evelyn? È vero, hanno un nome, cioè sono delle persone, non sono una definizione, non sono la definizione della loro malattia, sono delle persone che, come vede il video, cioè alla fine bisogna anche divertirsi, bisogna anche trovare il modo di sorridere e di fare le cose con leggerezza. Il ragazzo conteso dalle due dame, poi è una cosa semplice, non hanno fatto un ballo complicatissimo, però è un ballo divertente, è un ballo che fa capire anche la complicità che hanno tra loro, poi che sono diventati amici, che si trovano. Ad esempio il ragazzo presente nel video ha, tanto giustamente per stare in tema anche con il dottor Volpe, ha due genitori anziani che sono ricoverati in una struttura perché non sono autosufficienti, non riescono, per cui lui si ritrova finché erano in casa, aiutava lui i genitori, malgrado lui abbia una disabilità, aiutava lui i genitori. Questo anche fa capire la responsabilità che poi loro riescono a sentire, che loro riescono a dare, e il sentirsi di aiutare, malgrado deve essere lui quello, tra virgolette, aiutato. E lui attualmente vive da solo, ha chiaramente una tutrice che gli dà un'amministratrice di sostegno, perché chiaramente devono essere aiutati a gestire i loro soldi, il loro tempo, cioè, pardon, il loro tempo, i loro spazi. E lui ha un lavoro, lui lavora la mattina e ha fortunatamente anche una disabilità che gli permette di lavorare e di fare. Non è completamente invalidante o comunque ha i suoi limiti, però riesce comunque a fare le cose. Ed è bello perché proprio e anche il fatto, da quando è venuto via con noi con l'associazione, gli zii hanno notato proprio questa cosa in cui dicono finalmente è uscito di casa, finalmente lo vediamo felice, altrimenti lui le sue domeniche erano di stare a casa. Perché se io non ho una compagnia di amici, se io non ho modo di uscire, se io sono da solo rimango, perché magari i miei colleghi di lavoro hanno la loro famiglia, hanno le loro cose e io magari a volte posso essere invitato, ma la maggior parte delle volte sono lì da solo, quindi col telefono o con la TV. Senta, Presidente Volpe, noi parliamo sempre e cerchiamo di parlare di queste realtà che abbiamo nel territorio, di persone. Ma come mai non vengono assunte queste persone nonostante abbiano diplomi? Come spiega molto bene Evelyn, riescono a lavorare, sanno fare il loro lavoro. Non è che forse magari anche nelle RSA possiamo inserire anche quelli che possono fare certi lavori, e ce ne sono, glielo posso assicurare. Perché vede, Presidente, quando i sindacati tutti, CGIL, CISL, UIL e non solo, e mi dicono che non ci sono le assunzioni, tanti colloqui ma assunzioni pochissime, vuol dire che qualcuno non si fida di questa realtà, ha paura. Allora, visto i numeri che lei ha dato, visto le preoccupazioni che tutti quanti abbiamo, non è il caso di andare a vedere chi può lavorare, cosa può fare, naturalmente magari anche accompagnati anche da qualche educatore, lo facciamo anche nei CEUD, mi sembra, no? Non lavorano accompagnati da queste persone, sono mica buttati là. No, sono seguiti. E non lavorano per le industrie, fanno tutte queste cose che poi vengono vendute. Allora, Presidente, non è il caso di vedere chi può fare cosa pagandolo naturalmente con un giusto stipendio, dico io, perché vede, io li ho visti lavorare, lavorano anche benissimo oltretutto, perché noi pensiamo sempre che non riescono a fare niente, che rallentano il lavoro, che non possiamo assumere. No, non è così. Presidente, non è che anche voi dovete rivedere certi parametri e forse andare a vedere di assumere anche qualcuno? Allora, facciamo una distinzione. Nelle nostre strutture noi abbiamo molti ragazzi disabili che vengono a lavorare
con i SIL delle ULSS nell'inserimento lavorativo. Ce ne sono in molte realtà, molte convenzioni attive con le ULSS. Io faccio un esempio, solo io ne ho 5, ma non sono un fenomeno, nel senso che tanti ne hanno altri. Il problema, Mirella, è un altro, che questo è un paese che non ti aiuta sotto il profilo del costo del lavoro nel momento in cui tu ti assumi una persona disabile. Questo è il grande paradosso, per cui diciamo che anche nell'imprenditoria privata, se noi mettessimo nella condizione un imprenditore di assumere persone che hanno delle disabilità con delle agevolazioni sotto il profilo del costo, quindi esenzione contributiva, la riduzione dei contributi, chiaro che ci sarebbe un forte incentivo, però noi oggi siamo un paese che non fa ancora la distinzione tra due categorie di potenziali lavoratori che hanno delle abilità No, Presidente, diverse. non sono mica d'accordo, non sono mica d'accordo, Presidente, mi dispiace. Non è vero che non ci sono incentivi, per carità saranno pochi, non dico di no, saranno scarsi, ma Presidente, dire che no, Presidente, insomma. Verifichi, non c'è differenza. Se parliamo dell'inserimento lavorativo sì, ma nel momento dell'assunzione non hai delle agevolazioni. No, parliamo di inserimento lavorativo intanto, Presidente, iniziamo a fare un passo alla volta. Lei ha detto ne vedo tanti, mica ne ho visto pochissimi, sì, anzi non ne ho visto neanche uno in certe strutture, Presidente. Allora capisci che io non devo avere Volpe che ha capito l'importanza delle parole che ha detto la Mirella, ma dovrebbe essere il sistema che inserisce, il sistema lavorativo. Ma stiamo scherzando? Io ho ragazzi che fanno i camerieri con tanto di diploma e non sono assunti, hanno il diploma di cameriere solo perché sono diversamente agili. Ho dovuto io cercare il lavoro, allora quando arrivano le telecamere arriva il lavoro, Presidente, ma di cosa stiamo parlando? È così, lo dicono i sindacati, Presidente, lo dicono i sindacati che è così. Dobbiamo cambiare culturalmente, non ci siamo, Presidente, e questi non possono aspettare in eterno. Abbiamo sentito cosa ha detto Evelyn, questo ragazzo ha due genitori diversamente agili mentalmente, diciamo poveretti, che non riescono più a gestirsi, e cosa fa se non ci fosse questa associazione? Lui ha questo lavoretto metà lavoro, sempre metà, mai intero, sempre metà lavoro, perché chissà perché, sempre metà part time, molto part time, ma veramente io mi domando quando cambieremo culturalmente, Presidente, non ne posso più, perché vedi, io vivo le situazioni. Questa mostra che faremo con questo titolo è il teatro che ha fatto vedere Evelyn, col titolo, come si chiama lo spettacolo? Quello che possiamo fare io e te. Non ci siamo, perché siamo ancora culturalmente, quando vediamo queste persone, guarda i disabili che passa, che tu hai visto, questo è, io l'ho sentito, io lo sento, Presidente, non li chiamiamo per nome, non diamo loro l'importanza che hanno, nonostante questi studi, questi diplomi, questi accompagnamenti che fanno le associazioni, ma lo dice la Evelyn che tratta questo. Io non penso che il diversamente giovane si accorga della diversità, io non penso questo, Evelyn. Non ci credo, se io li metto assieme questa persona che lo aiuta a mangiare, che gli sta vicino, anche perché, guardate, che hanno una delicatezza, proprio una delicatezza d'animo, che è sorprendente. La prima cosa, quando ti vedono, anche se non ti conoscono, ti abbracciano, ti baciano, chissà perché lui ti conosce, eppure, perché sono loro così, che danno, senza ricevere, o sbaglio, Evelyn? Perché loro non hanno giudizi. Noi la prima cosa che facciamo quando ci troviamo davanti a una persona innanzitutto è guardarla e iniziamo già a giudicare come è vestita, che cosa su. E quindi nel momento in cui noi ci approcciamo all'altro col giudizio non andremo molto lontano. Se loro invece ti accettano per quello che sei. Ma quello che volevo capire, Evelyn, tu che vivi con loro, che sai quello che dice Mirella e ho visto che comprendi benissimo, non sarebbe ora veramente di accelerare, e chi di dovere deve dare delle risposte, che sono anche gli imprenditori, che è anche il mondo politico, che deve aiutare, che deve cercare di far capire, come dice anche Volpe, cercando anche di migliorare quello che c'è già, per carità, non dico mica che è sbagliato, ma miglioriamo, cerchiamo di, visto che abbiamo questa esigenza di trovare personale,
Ma insomma, ma vogliamo capire, anche di smetterla di dire che non sanno fare niente, che rallentano il lavoro, che non riescono a gestirlo, o sbaglio, Evelyn? Però come sempre a volte si utilizzano gli spot e quindi fare la frase d'effetto, fare l'uscita d'effetto perché sì, risolviamo i problemi del mondo, poi concretamente diventa difficile. Diventa difficile già a volte l'assunzione di un operaio, tra virgolette, normodotato, normale, come vogliamo chiamarlo, di un operaio comune. Semplicemente un operaio semplice. Che non abbia neanche, magari non serve neanche chissà quale laurea, semplicemente deve fare il suo lavoro e già lì diventa un problema. I ragazzi vengono assunti, giustamente come diceva, io assumo una persona a cui do una possibilità nella vita, perché di fatto gli do una possibilità, non c'è però spesso dietro l'aiuto e il capire che effettivamente quella persona deve avere un'opportunità. Oggi purtroppo siamo sovrastati dalle tasse, dalle incombenze, dai corsi di aggiornamento, dai corsi sulla sicurezza, dai corsi su qualsiasi cosa. Se non abbiamo almeno 5 corsi non si può neanche uscire con la scopa e la paletta e pulire il marciapiedi. Cioè, quando... stage. Sì, per fare stage pagati. Esatto, per cui c'è proprio, cioè, torniamo sempre alla punta dove c'è qualcosa che non va, dove basta fare lo spot perché è il periodo delle votazioni magari e quindi mi riempio di tante belle cose, poi concretamente partono a fatica, ci sono progetti che dovrebbero partire e magari rimangono fermi e quindi diventa poi difficile. Qualcuno dei nostri ragazzi, ad esempio, va nella mensa dei centri di servizi, semplicemente prepara il cibo, quindi prepara tutti i vassoi, fa quello che è capace di fare. Poi appunto se tu già non hai personale, cioè non riesci ad affiancarlo, magari anche la persona disabile che ha bisogno invece dell'affiancamento, ha bisogno di capire come funziona, perché lei è capace di fare le cose, ma prima devi spiegargliele, prima le deve capire e prima deve esserci qualcuno. Ma se tu già non hai quel qualcuno, diventa doppiamente difficile poi inserire anche la persona in un determinato posto, anche se magari ha le capacità per poterlo fare. Però, probabilmente bisognerà cambiare un'altra generazione forse per riuscire scusate, ma le Paralimpiadi non è lo specchietto che abbiamo visto? Le avete viste voi le Paralimpiadi? Hanno avuto la visibilità che veramente pensavamo che veramente dovevano avere? Le hanno partecipato alla grande sfilata o hanno fatto dopo un'altra roba che non abbiamo capito il perché? Da là si parte, questa è la verità. Questa è la verità e dobbiamo cambiare culturalmente, perché io queste persone le adoro. Sarà l'ultima cosa che farò, voi lo sapete, gliel'ho promesso, ma io mi impegnerò, ma vedo che ho tante associazioni vicino a Mirella che fanno quello che dico e assieme forse ce la faremo a cambiare questo popolo culturalmente, perché come abbiamo sentito purtroppo anche voi a casa dite la verità, fatevi un esame di coscienza, quando passano questi ragazzi li chiamate per nome o la prima cosa che vedete è la disabilità? Detto questo andiamo a vedere case di riposo, servizio Volpe. Siamo ben oltre l'emergenza. Il combinato disposto di questa situazione avviene in che situazione? In una totale carenza e assenza di caregiver. Il secondo aspetto, siamo in totale assenza di risorse umane, quindi di personale per dare assistenza sia nelle residenze che a livello domiciliare. Questi saranno anziani che hanno un potere d'acquisto sicuramente inferiore rispetto ad oggi. Il quadro che disegna il presidente dell'Unione regionale Istituti per Anziani Volpe è quello che lui definisce lo scenario di uno tsunami economico-sociale, di una tempesta perfetta. Oggi in Veneto gli ultraottantenni sono più di 382.000, nel 2050 supereranno le 670.000 unità. Di questi il 65% saranno anziani soli. Dovete immaginare che nel 2050
tutte le città di Verona, di Vicenza, Padova, Rovigo e Bassano del Grappa siano tutte abitate da anziani oltre 80 anni. Numeri dietro ai quali ci sono anziani che avranno bisogno di strutture che diano loro la giusta assistenza. 10.000 quelli oggi in lista d'attesa per un posto letto. Servono ulteriori spazi, ma anche se questi ci fossero mancherebbe il personale. In Veneto attualmente servono 3.000 operatori sociosanitari in più. Non stiamo educando i ragazzi giovani a pensare che questo è comunque un lavoro importante, dignitoso e che sarà economicamente pagato. E oggi la soluzione, una parziale soluzione, è quella del mercato, dei mercati fuori dai confini italiani. Come riusciremo a reggere noi RSA se non abbiamo personale? E poi questo, cioè, rischieremo di dover chiudere reparti. La risposta all'interrogativo passa attraverso diverse soluzioni, da politiche per un invecchiamento attivo alla gestione dei flussi migratori per portare dall'estero personale da impiegare nelle strutture e ancora la necessità di un sostegno economico per le RSA. Più in generale serve una maggiore attenzione per tutto il mondo degli anziani. Secondo paese più vecchio al mondo, nel PNRR non ci sia un centesimo per le strutture per anziani. Il problema è mettere nel primo, secondo, non lo so, dentro in questa benedetta agenda politica della regione e non meno dello Stato, mettere il tema anziani. Siamo il secondo paese più vecchio al mondo, noi non abbiamo un ministero per gli anziani. Allora, Presidente Volpe, so che ci deve lasciare, come ci saluta? Con quale augurio? Siamo a Pasqua? L'augurio è di invecchiare bene e di contribuire per gli anni che ci mancano tutti a far crescere culturalmente la sensibilità della nostra società che si sta perdendo. Sono stati fatti tanti passi in avanti, ma questo è un paese che si sta sedendo in poltrona a vivere di ricordi. Invece noi dobbiamo non vivere di ricordi, noi dobbiamo continuare a lavorare per il futuro. E chiudo con una frase a me cara, che è quella che disse Alcide De Gasperi nel dopoguerra: i politici pensano alle prossime elezioni, gli statisti alle future generazioni. Bellissima, mi piace molto, ha concluso proprio bene, Presidente, la ringrazio perché sono parole importanti che ha detto e sono sicura che qualcuno sta ascoltando. Grazie veramente Presidente, grazie, buona Pasqua anche a lei e a tutta la sua squadra, grazie. Evelyn Zacco rimane ancora con noi un pochino, andiamo in pubblicità. Abbiamo scelto intanto di concentrarci per iniziare su una formazione per i genitori sul dialogo tra generazioni, quindi genitori figli, e anche sull'affettività e quindi l'espressione dei sentimenti, degli affetti in modi che possono diventare appunto importanti e significativi. Educare e supportare i genitori al dialogo, all'ascolto, al linguaggio dei sentimenti. A Trevignano si fa fronte anche così al disagio giovanile che sempre più spesso diventa violenza, come è successo domenica scorsa ai campetti della parrocchia Signoressa con due fratelli marocchini di 15 e 17 anni che hanno aggredito con ferocia per un banale fallo di gioco due fratelli italiani di 17 e 22, con il secondo sottoposto nelle scorse ore a un delicato intervento maxillofacciale, aggressività che interroga l'intero territorio, dove ad aprile si inizierà un nuovo ciclo di incontri con psicologi ed esperti. Anche prima di questa emergenza già in questo comune c'era questa attenzione, insomma, in un dialogo appunto aperto, come già dicevo, con le istituzioni varie che operano insomma a livello giovanile. Il lavoro è tantissimo e però non si vede, non si fa con clamore, ma sempre nel silenzio e nella fedeltà quotidiana. Poi purtroppo sì, i fatti di cronaca come questi insomma accendono i riflettori e si concentra sul fatto, senza poi riconoscere tutto il bene che c'è e che fa silenzio di solito. Lo stesso Don Daniele sta seguendo da vicino la mamma dei ragazzi aggrediti, con i carabinieri che proseguono le indagini. Il parroco non esclude una soluzione di comunità. Ipotizzo e penso che appunto nel momento in cui, in accordo con i carabinieri, in accordo anche poi con tutte le persone che in questi giorni si sono attivate insomma per accompagnare e seguire la vicenda,
si possa prevedere un incontro anche con i ragazzi coinvolti, una soluzione di ricomposizione di quelle che sono le relazioni ferite o strappate o incrinate, insomma. Perché c'è spazio per il perdono in questi casi? Il perdono è un dono ed è una scelta che una persona arriva a donare, a fare, a dare a chi lo chiede, e non è solo chiedere scusa che risolve le questioni. Certo, sarebbe bello poterci arrivare. Ed è veramente un dono questa mattina avere questi ospiti che sono nel pezzo, che cercano di aiutare anche questi ragazzi, queste famiglie con dei progetti veramente validi. Ringrazio e saluto l'avvocato Ilaria Pimpinella, avvocato civilista. Grazie avvocato grazie di essere Mirella, grazie qui. dell'invito. Veramente grazie, ma saluto, adesso vi porto a Taranto anche il dottor Francesco Iacovelli, criminologo. Grazie dottor Iacovelli, anche lei di essere collegato con noi, e saluto anche Angela 40, psicologa. Grazie anche lei dottoressa 40, perché io non ne vengo più fuori, scusatemi se ve lo dico, ma io non riesco più a capire perché non riusciamo a fermare quei pochi ragazzi o ragazze che veramente hanno alzato troppo l'asticella, ne hanno combinato di tutti i colori, mentre io ho degli esempi meravigliosi tutti i giorni di ragazzi che si comportano bene, che cercano di aiutare il prossimo. Qui abbiamo anche questa associazione Il Sorriso con Evely Zanco che fa capire l'importanza anche del diversamente agile, che può essere inserito nella società, che può essere assunto, basta capire chi è, cosa fa, questi diplomi che non vengono guardati, metterli assieme magari anche a questi ragazzi. Allora, avvocato Pimpinella, ma rispetto a quelli bravi che sono tantissimi, è possibile che hanno questa visibilità, che tengono in pugno forze dell'ordine, sindaci, le persone, specialmente i diversamente giovani, hanno paura di uscire perché se incontro il diverso, chissà cosa mi accade, tutti che girano coi coltelli dicono. Ma sono questi gli esempi che dobbiamo dare? Prego, avvocato. Allora, sicuramente il problema è un problema sociale. Questo problema ormai sta quasi diventando una piaga sociale, se così la possiamo definire. Allora, le origini sono molto profonde, poi ovviamente il mio collega criminologo e la dottoressa 40 ci daranno un'altra visione. Da un punto di vista legale, come io posso rispondere, noi sappiamo che per questi atti di bullismo non esiste una norma punitiva, esiste una legge sul bullismo che ha introdotto varie misure preventive, ma punitive, se di questa punizione possiamo parlare, non abbiamo traccia per il momento. Gli esempi non sono sicuramente questi, quelli da tenere in considerazione, ma sono quelli da tutelare e curare un po' di più, con una attenzione sociale un maggiore rispetto a quelli, diciamo, chiamiamoli così, i più buoni. Mi ricollego a un progetto che abbiamo portato a termine qualche giorno fa con il dottor Iacovelli e la dottoressa 40 a Taranto. Un progetto fortemente voluto dalle amministrazioni locali del posto per avere un contatto diretto e parlare, dialogare con i ragazzi. I ragazzi hanno bisogno di riferimenti fermi, concreti e dialogo, soprattutto dialogo. Abbiamo riscontrato che parlando con i ragazzi sono venuti fuori dei pensieri, anche delle insicurezze loro molto molto importanti, che noi con la nostra attività e la nostra professionalità siamo riusciti forse a, non dico ad annullare, quantomeno a soddisfare o a colmare parzialmente, ed è quello che io ho constatato, il dialogo e l'impegno da parte delle amministrazioni anche di creare questo dialogo. Allora, sentiamo il dottor Iacovelli, dottor Francesco Iacovelli, come commenta sia quello che ho detto io che anche questo progetto presentato proprio lì da voi per cercare anche di avere un cambiamento. Dobbiamo far dare un cambiamento culturale, non c'è niente da fare, inutile che ce la giriamo, un cambiamento culturale ci vuole anche nel guardare ed ascoltare questi ragazzi. Prego, dottor Iacovelli. Intanto buongiorno a tutti in studio. Il cambiamento deve passare innanzitutto dall'approccio della comunità, dall'approccio degli specialisti. Essenzialmente abbiamo riscontrato che un linguaggio forte di scontro con i nostri giovani non ha
nessuna funzione. Diciamo, il nostro gruppo di lavoro ha quindi approfondito un'applicazione diversa, che è quella dei laboratori. Non più uno scontro, quindi un confronto, un dialogo con i ragazzi. Quando ci è stato chiesto di intervenire nelle scuole, ci è stato chiesto un intervento forte, di alto impatto, e noi, per dire la verità, abbiamo fortemente sconsigliato alle amministrazioni questo tipo di interventi. Invece abbiamo studiato un laboratorio che coinvolgesse, che raccontasse, che stimolasse alcune reazioni dei giovani. Siamo partiti non più da uno scontro, ma dalla scoperta di emozioni. A quell'età i ragazzi, quella fascia d'età, i ragazzi molto spesso scambiano le loro emozioni, non le sanno interpretare, e a noi, il nostro gruppo di lavoro, ha pensato insomma di partire da questo, dalle emozioni dei giovani, al fine di prevenire quelle che sono poi le devianze che portano a determinati comportamenti. Le devianze non partono da un momento ben preciso, non c'è un unico fattore scatenante, ma una serie di condizioni, il contesto familiare, la paura di etichettamento da parte dei giovani, la paura del non essere all'altezza degli altri, e queste sono tutte emozioni, queste sono tutte prerogative che portano poi al compimento di alcuni comportamenti. E ricordiamoci che il ragazzo, quando assume determinati atteggiamenti, non lo fa solo perché vuole essere un violento, ma lo fa molto spesso perché è escluso dalla società, perché si sente diverso, perché non è all'altezza degli altri. Ecco, una serie di comportamenti, e noi abbiamo pensato di lavorare su questo. Guardi, la ringrazio perché ha detto una parola che sento poco, penso di averla usata molto spesso io invece in questa trasmissione, che è emozioni, la parola emozioni. Sa perché? Qui mi rivolgo anche alla dottoressa 40, dottoressa, perché ho fatto rimanere Evelyn Zanco, che è di questa associazione Il Sorriso, che si occupa di diversamente agili. Perché io seguo una ragazza che non parla ma sente, perciò diversamente agile. E questa ragazza fa fatica a essere inserita nella scuola, fa fatica a trovare riscontro su quella che è la quotidianità, stare assieme agli altri ragazzi, vivere le emozioni, ecco qua la parola emozioni. Loro hanno bisogno di trovarsi tra di loro, parlare tra di loro, l'hanno detto anche ieri, con chi mi confido, con i miei amici, con le mie amiche, con i miei compagni di scuola. Allora, sa cosa è successo, dottoressa? Noi abbiamo un Luna Park molto bello che l'avvocato Pimpinella conosce a Fiera, dove questa ragazza con la sua famiglia, pensi che questa ragazza con altri 2 fratellini è stata adottata da questa famiglia che li ha portati a casa tutti e 3 dalla Russia. Purtroppo non avevano detto che questa ragazza non parlava, non sentiva, comunque si sono accorti quando aveva 5-6 anni, e veramente amano questi ragazzi in maniera incredibile, però non riescono a inserire questa ragazza, adesso ha 18 anni Lisa. Allora l'ho accompagnata in una parco, a un certo momento lei si alza e mi dice: io voglio stare con i giovani, fa capire, io voglio uscire, voglio andare a divertirmi con i giovani. Va bene, ho detto andiamo. E sa dove l'ho portata, dottoressa? L'ho portata proprio su quei gruppetti cosiddetti maranza, che chiamano, che dal vestire, dal modo che avevano di atteggiarsi, erano un po' isolati, e qualcuno mi ha detto: ma dove vai? Ma dove li porti? Ma sei fuori di testa. Allora stia attenta, dottoressa, cosa è successo. Io mi sono avvicinata a questo gruppetto, ragazzi e ragazze, e ho detto: scusate, questa è Lisa, avrebbe piacere di conoscervi. Lisa non parla ma sente, la salutate. Sa cosa hanno fatto, dottoressa? La prima cosa, l'hanno abbracciata. Uno alla volta, l'hanno abbracciata e gli hanno detto: ciao Lisa, che bello, che bella che sei Lisa. Lisa era al 7° cielo, tanto è vero che ha detto alla mamma: io vengo qua tutte le sere, tutti i giorni, mamma, portami qua. Allora, capisce che quello che ha detto il dottor Iacovelli è molto importante. Laboratori di inclusione, quei diversamente agili, laboratori di inclusione con una società che ancora vede il diverso
come un problema, non come una risorsa. Anche questi sono ragazzi diversamente agili, perché si vestono e si muovono in maniera diversa. Allora, dottoressa, cosa dice? Ecco, di questo dividere sempre, dividere, invece di unire. Prego, dottoressa 40, volevo portarle questo esempio perché mi sembra molto importante. Grazie, grazie, è una bellissima testimonianza a mio avviso, proprio perché forse questo è il tempo di incominciare anche un po' ad osare con i nostri ragazzi, perché spesso sentivo prima, noi evidenziamo il brutto che c'è, il negativo, invece c'è tanto bello, c'è tante disponibilità anche da parte delle associazioni, da parte di docenti, di istituzioni che oggi si mettono in gioco per concretamente realizzare qualcosa di diverso, che già c'è ma che va valorizzato. È un po' quello che abbiamo fatto noi, abbiamo fatto vivere i ragazzi all'interno della scuola proprio un'esperienza laboratoriale sulle emozioni, che sono dentro ma che vanno riconosciute, vanno fatte un po' uscire. Anche l'appartenenza a un gruppo l'abbiamo evidenziato come qualcosa di positivo per i ragazzi, perché siamo esseri sociali, abbiamo bisogno di stare con gli altri per arrivare a una propria autonomia, per vivere la propria unicità. E oggi i ragazzi sostanzialmente, a mio avviso, hanno bisogno di questo, non hanno... Si è interrotto? Vediamo il collegamento. Hanno bisogno di essere etiche. Abbiamo proprio... Forse c'è qualche... Ci siamo? Sì, adesso sì, dottoressa, prego. Ogni tanto sparisce la voce. Prego, prego, dottoressa. Dicevo che l'esperienza che abbiamo fatto vivere ai ragazzi era mirata in qualche modo ad autoesplorarsi a livello emozionale. Attraverso la lettura di storie concrete di vita reale hanno potuto riconoscere un'emozione, rappresentarla proprio anche graficamente e vivere in concreto lo strumento dell'elaborazione del vissuto, del come mi sento, del riconoscimento emozionale. Importantissimo per raggiungere l'autonomia, l'indipendenza e riconoscermi così appartenente ad un gruppo per vivere, sperimentare in prima persona e riconoscere la propria unicità. E questo è importante anche al fine di accogliere l'altro, quindi di accogliere anche evidentemente il diverso, che può essere una persona disabile, ma può essere anche un amico, cioè un conoscente. Il diverso è sempre l'altro, indipendentemente da come io dico che abbiamo tutti, no, una disabilità in questo senso, perché abbiamo una unicità che il ragazzo deve scoprire proprio grazie all'appartenenza al gruppo, grazie all'appartenenza al sistema scuola che accompagna verso l'autonomia, ma anche verso l'esplorazione delle emozioni. E questo è stato molto importante. Penso che, come dicevo prima, oggi abbiamo bisogno di riconoscere il bello che già c'è, il buono, e accompagnare i ragazzi, no? Anche nell'ambito della devianza abbiamo bisogno di accompagnare i ragazzi più che giudicarli. Molto chiaro. Prego, avvocato Pimpinella. Volevo dare un risvolto anche concreto a quello che abbiamo vissuto comunque sia a Taranto l'ultima volta. C'è stata anche una volta precedente con dei ragazzi di un'età leggermente inferiore. Questa età era dai 14 ai 16 anni e concretamente erano circa 80 ragazzi, ma ci hanno messo davanti 4 ragazzi definiti proprio i bulletti dell'istituto, tanto che sono stati destinatari di un provvedimento di allontanamento dall'istituto. Quindi insomma comunque personalità sì, difficili. Beh, Mirella, devo dire, e lo dico a tutti i telespettatori, alla fine delle 2 ore di laboratorio sono stati i più partecipi di tutti. Avete capito? Per noi è stata veramente una grossa soddisfazione perché abbiamo centrato l'obiettivo, l'inclusione, chiamiamoli così, dei diversi con gli altri ragazzi. Evelyn, allora stiamo facendo dei passi avanti, grazie anche all'avvocato Pimpinella e al dottor Iacovelli e alla dottoressa 40, che si cerca veramente di far capire l'importanza di unire le forze, ecco, più diversi fanno una bella squadra, a mio avviso, no? Da soli non si va da nessuna parte. Cosa vuoi dire, Evelyn? Beh, che
alla fine tutti insieme possiamo fare qualcosa. Noi con la nostra associazione facciamo una parte, l'avvocato col suo team ne fa un'altra e questo ci porterà da qualche parte, perché se io penso da sola di poter fare le cose non arriverò da nessuna parte, se l'avvocato pensa di fare da solo non arriverà, invece insieme si arriva, perché è proprio insieme che i ragazzi possono conoscersi, che possono accettare. È stato bellissimo il discorso dell'abbraccio. Una persona che io so che non può comunicare con me, può comunicare benissimo, perché nel momento in cui io abbraccio l'altro, il mio cuore batte vicino al suo. Io gli faccio sentire il calore, gli faccio sentire molto di più che un «Ah, ciao, come stai?», che magari mi esce in quel momento un po' stanco, un po' stufo, un po' di corsa, invece l'abbraccio non mente. Quello che io riesco a dare non posso fingerlo. E il fatto di diventare poi anche un po' il bullo è proprio io voglio che qualcuno mi veda. È un po' la stessa cosa del ragazzo disabile che si mette davanti a un palcoscenico. Tutte queste persone mi hanno visto, sono io. E lì è la stessa cosa. Bisogna saperli capire. Qual è il palco migliore? La piazza? Ecco, quando ci sono persone che mi guardano, dove posso far vedere veramente la forza che ho, ma è una forza sbagliata, che è la rabbia che viene tirata fuori nella peggiore dei modi, perché qualcuno non l'ha accompagnato. Prego. Mi permetto anche di dire il gruppo, tanto che parliamo di bullismo. Il bullismo esiste perché esiste il gruppo. Da solo non è bullismo, quindi il gruppo è il loro teatro, e la platea, quelli del gruppo sono la loro platea. Dottor Iacovelli, ecco il gruppo, il diverso, forse unire le forze come state facendo voi con questo importante progetto, ma quanti progetti scartati? E se è sempre la solita cosa, dottore, non ci sono i soldi, non ci sono le risorse. Io non ci credo, dottor Iacovelli. Io neanche, comunque. Non ci credo, però l'importante è andare avanti e continuare. Prego, dottor Iacovelli. E allora mi consente di dirle che noi siamo partiti da dei progetti totalmente speciali. Ne abbiamo fatto un altro nel mese di novembre, un altro comune, il comune di Puzzano. La voce che va e viene, dottor Iacovelli, purtroppo. Mi sente? Mi sente? Sì. Dicevo, noi siamo partiti da un progetto totalmente sperimentale, proprio consapevoli delle scarse risorse delle amministrazioni comunali, delle scuole. Ecco, mi sentite? Sì? Sì, sì. Sì. Ecco, consapevoli di queste gravi carenze, diciamo che il nostro gruppo di lavoro non nasce dal nulla, non ci siamo incontrati per caso ad una stazione dei treni. Io sono il responsabile per la comunicazione, responsabile nazionale per la comunicazione di un'associazione che si chiama AICIS, è un'associazione si chiama AICIS, è Associazione Italiana Criminologi per l'Investigazione e la Sicurezza. L'avvocato Pempinella è la presidente del comitato scientifico di questa associazione, poi la dottoressa Angela Quaranta è stata coinvolta in questo nuovo progetto che abbiamo pensato, quindi pensate che c'è tutto uno studio, un'analisi delle varie tematiche, delle varie devianze e del tipo di applicazione da effettuare, da tenere sui ragazzi. L'incontro che abbiamo avuto nell'autunno nel comune di Puzzano è stato un incontro con ben 200 ragazzi delle scuole medie, ai quali abbiamo proposto un altro tipo di lavoro ancora, un laboratorio molto particolare, con dei cartoncini, dovevano indicarci quali sono le 3 parole che girano nelle loro chat più frequentemente, qual era la parola che loro ritenevano più offensiva. Abbiamo proposto delle storie di bullismo chiedendo chi fosse il bullo, chi fosse la vittima, chi fossero i testimoni silenziosi, chi fossero invece i testimoni che intervenivano, e abbiamo chiesto a questi 200 studenti tanti finali diversi, dei lavoratori ben precisi. Devo dire che in realtà hanno riscosso tantissimo successo, ma quello che diceva lei in riferimento alle carenze, ebbene noi ci siamo venuti incontro alle pubbliche amministrazioni con dei progetti pilota. Progetti pilota che hanno visto ovviamente l'analisi del territorio, ma non solo, la consultazione dei casi di bullismo accertati, ma non solo. Noi nel comune di Sava abbiamo parlato di 4 tematiche importanti: il revenge porn, il bullismo,
le challenge e le sostanze stupefacenti. Queste erano le 4 tematiche che c'erano state richieste di trattare. C'è stato uno studio di quasi 3 mesi a monte per arrivare a creare questo evento. Guardi, io devo soltanto aggiungere un particolare. La struttura dell'incontro, come diceva anche la dottoressa Quaranta e l'avvocato Pempinella, è una struttura particolare perché noi abbiamo raccontato 4 storie. L'aula magna è stata divisa in 4 settori. Al centro di ogni settore c'era un ragazzo o una ragazza che leggeva una storia studiata parola per sviluppare un tipo di emozione. Ma perché al centro questa ragazza o questo ragazzo al centro del quadrante? Perché al centro del quadrante il ragazzo rappresentava il tronco di un albero, che sviluppa la linfa durante la lettura. Ai piedi del tronco dell'albero c'era un docente sentinella. Noi abbiamo chiesto alla scuola di identificare 4 docenti sentinella, quelli più predisposti all'ascolto. Il docente sentinella, come una radice, sostiene le emozioni dell'albero, del tronco, e la linfa, quindi lo sviluppo delle emozioni, si trasmette alle foglie, ai rami, che sono tutti i compagni di classe che si trovano attorno a chi legge questa storia. Che fanno vivere il tronco, è la vita. Dottor Iacovelli, lei ha mandato anche delle foto, devo correre perché purtroppo il tempo è anche tiranno, ma mi faceva piacere anche mandare le foto che lei ha inviato, perché è importante anche capire, perché non più parole ma laboratori, manualità, progetto, creatività. Io penso che molti ragazzi di questi non siano magari molto colti, dottor Iacovelli, lo dico anche alla dottoressa Quaranta, però sono eruditi. Il problema è che non lo sanno. E poi fanno anche dei percorsi sbagliati perché hanno il nemico dietro l'angolo. La droga si trova in maniera incredibile, a quantità incredibili. Sentite quanto riescono ad arrestare oppure a trovarla, tonnellate di droga, l'alcol non ne parliamo. Eppure questo ragazzo si sente indifeso, ha un'età difficile, sballare a quell'età, chi è che non ha provato a dire provo l'emozione di qualcosa di diverso, la velocità, è l'accompagnamento che serve a questo ragazzo, a questa ragazza, è una piantina fragile, il cervello fino a 20 anni non cresce, perciò bisogna accompagnarlo. Dottoressa Quaranta, ma secondo lei si fa abbastanza? Ma non bisogna, no, è il momento di agire, l'avete detto voi, laboratori, manualità, creatività, emozione. Ecco, è così. Io adesso chiederei alla regia se riescono a trovarmi quel pezzettino di Mercy. È uno spettacolo che io ho messo veramente, ho cercato di portare avanti sulle parole di Papa Francesco, dottoressa. Ho la lettera di Papa Francesco perché è un musical fatto da questi ragazzi sulle parole di Papa Francesco, che parlano di valori, ecco, parlano di famiglia, parlano di quelle emozioni che i ragazzi devono vivere. E pensi, dottoressa, la sera prima che andassi in onda a Roma questo spettacolo, e sono partiti da Roma, Papa Francesco doveva andarlo a vedere, è caduto dal letto proprio quella sera, purtroppo, e si è fatto anche male. Però i ragazzi sono andati a trovarlo e gli ha detto: andate avanti, troverete tanti paletti, tanti, però dovete credere in voi stessi. Io ho la lettera di Papa Francesco, perché ce la farete. Siate positivi, andate avanti. È stato uno spettacolo stupendo, tutti i giovani. Poi le faccio vedere un pezzetto perché sto cercando di portarlo avanti dappertutto, perché questi sono gli esempi. Loro che si mettono alla prova, che creano questo spettacolo. Guardiamo, visto che i nostri bravissimi registi l'hanno trovato. Darti quello che ero
Merci, misericordia. Evelyn, come ci saluti? Cosa dici a questi ragazzi, tutti i giovani che si sono messi in gioco? Un musical non facile da fare, perché un musical ricavato da questo testo di Papa Francesco. Prego. Gli dico di continuare, di crederci e di godersi quello che gli arriva dal pubblico quando sono sul palco, perché quello che riesce a darti il teatro poco altro riesce a dartelo, e quella può essere una forza che poi gli dà aiuto tutti i giorni. E mi permetto di chiudere anche che i nostri ragazzi hanno bisogno di essere visti principalmente in famiglia. Quando la famiglia li vede, poi li vede anche la società. E con questo vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona Pasqua agli ospiti. Noi li cambiamo e auguriamo una buona Pasqua a Evelyn Zanco, Associazione Il Sorriso, e a tutta questa meravigliosa squadra che hai messo in piedi, Evelyn. Ti ringrazio di cuore, tanto chapeau veramente, Evelyn Zanco. Allora, Avvocato Pimpinella, ecco, abbiamo visto i progetti, abbiamo visto questo musical, questi ragazzi che quando veramente gli intrighi ci sono nel pezzo, ma bisogna agire però, bisogna agire, perché parole ormai ne hanno sentite un'infinità. Prego. Sì. E volevo solo chiudere un attimo su un discorso. Non sottovalutiamo il digitale, altra trappola per i giovani. Tutto quello che naviga sul web per i giovani rappresenta io la definisco una trappola, in quanto sappiamo bene che il mondo del web è pieno di insidie, e infatti il nostro primo intervento era destinato proprio a ragazzini giovani delle scuole medie, per insegnargli a non oltrepassare la linea di legalità anche con l'utilizzo di telefonini web, telefonini con i quali si commettono tutta una serie di reati. Quindi abbiamo voluto proprio insegnare questo. Allora, i ragazzi, come ho detto prima, il mio incipit è stato, hanno bisogno di essere ascoltati e di riferimenti, motivo per cui abbiamo chiesto fortemente la presenza degli insegnanti come sentinelle per il malessere o il benessere anche dei ragazzi, per captare i loro segnali di disagio, che poi purtroppo sono sempre dei segnali un po' latenti e mai tanto evidenti, a parte quei 4 ragazzi che si vedeva chiaramente che inizialmente volevano fare i bulli, ma poi si sono calmati decisamente. Quindi ecco, un intervento concreto con i ragazzi, ma non noioso, cioè di star dietro una scrivania a costringerli a una conferenza che neanche ascoltano. Un intervento concreto con attività, e mi ricollego a quello che ha detto Evelyn chiudendo, che le famiglie sono un punto di riferimento importante. Non voglio aprire il discorso per quanto riguarda le crisi delle famiglie, perché forse ne andiamo fuori. Se no stiamo fino a domani qui, ma sappiamo bene di cosa stiamo parlando, e sappiamo anche che la scuola, così come siamo stati interpellati da 2 istituti scolastici, sta cercando di aiutare questi ragazzi laddove mancano le famiglie. Abbiamo Luciano da Desenzano del Garda. Vai Luciano. Pronto? Non lo sento. Allora, quello che volevo capire, soprattutto dottoressa 40, pensi che ho fatto un progetto che io avevo in testa. Ho portato con me, con 2 motonavi, 250 persone, tra diversamente agili, diversamente giovani, ragazzi sopra le righe, e studenti. Non le dico cosa mi hanno detto, è una pazza, cosa vuoi fare, ma rischi grosso. Li ho portati a Venezia, siamo andati a visitare i musei civici, siamo entrati al Teatro La Fenice, dove il mio amico, il direttore generale, ci ha accolti e ha accolto loro chiamando tutti colleghi. E quando li chiamava colleghi, questi guardavano. E quelli più sopra le righe, che la scuola ha fatto anche fatica a darmi, li ho messi a controllare tutto il viaggio. Anzi, gli facevo fare le interviste, davo loro i microfoni e loro dovevano intervistare le persone. Guardi, dottoressa, come si sono comportati. Le motonavi pulitissime, erano attentissimi a tutto. Con i diversamente giovani, con quanta sensibilità li facevano scendere dalle motonavi, perché avevo le carrozzine, un macello, dottoressa, non so, però lo rifarei anche domani se potessi. E allora ho capito che proprio non ci siamo. Ecco, sono di una fragilità
E questa violenza è dovuta a una fragilità che nessuno riesce a capire, non viene accompagnata, perché è da piccoli che la manifestano, non è che all'improvviso il 14enne diventa fuori di testa a 14 anni. C'è un qualcosa, tanti anelli che si sommano, che se qualcuno non unisce e accompagna, poi esplodono e si rompe la catena. E non ce n'è più per nessuno. Non ce n'è più per nessuno, perché poi peggiorano, perché non abbiamo le strutture, non abbiamo il personale. Prego, dottoressa 40. Innanzitutto io da assistente sociale e consulente familiare le faccio i complimenti per l'idea e anche per le iniziative di integrazione sociale, che la fragilità sostanzialmente va accolta. Va accolta e va accompagnata, è sempre quell'atteggiamento di prossimità che in qualche modo cerca di far sentire l'altro inserito in un contesto, perché alcune volte i ragazzi difficili si sentono estranei all'ambiente che vivono. E poi da parte di noi adulti anche un atteggiamento non soltanto che accompagna e che accoglie, ma anche che comprende le motivazioni. Ecco, anche il nostro intervento di stare nelle scuole è un intervento ex ante, cioè un intervento preventivo, perché già parlare ai ragazzi di quelli che possono essere i rischi e consegnare degli strumenti concreti, evidentemente per gestire delle situazioni che possono essere a danno sia della persona che poi anche della società, è già un intervento che dice la prossimità, l'interesse di chi è chiamato alla formazione verso i ragazzi. Quindi includere vuol dire questo, pensare con un atteggiamento proattivo, cioè pensare prima che la devianza arrivi, no? Anche la legge a cui richiamava l'avvocato, la legge 71, è una legge che sta nell'ambito appunto della prevenzione e penso che oggi sia importante investire su questo, cioè investire in maniera ex ante, cioè sulle motivazioni che possono evidentemente respingere poi il ragazzo verso la devianza. Un ruolo fondamentale viene svolto dalle famiglie, che alcune volte però sono desiderose, hanno bisogno anch'esse di essere accompagnati, perché genitori non si nasce, si diventa. Io dico, non esiste un manuale per poter essere genitori, non esiste neppure un modello di famiglia perfetta, quindi anche la famiglia va accompagnata dalla vita sociale ad essere famiglia. Però qui, come diceva l'avvocatessa, entriamo in un ambito che forse è molto vasto oggi, ma oggi le istituzioni, a mio avviso, sono chiamate ad accogliere, comprendere e accompagnare. In effetti il problema grande, ad esempio, è la famiglia nel bosco, e lo dico anche al dottor Iacovelli e anche all'avvocata Pimpinella e anche a lei, dottoressa 40. Là si doveva lavorare sulla famiglia. Ma che discorsi sono? Abbiamo dei genitori che devono essere accompagnati sul percorso. La legge prevede che se la casa dove tu vai a abitare non è abitabile, non puoi abitare, non puoi entrarci. Ma perché non la applichiamo? Tu vieni da un'altra regione, da un altro stato, devi adattarti alle nostre regole, alle nostre leggi, ma ci mancherebbe. Però va fatto l'accompagnamento alla famiglia, non sempre facile, ma si deve lavorare sulla famiglia. Avvocato Pimpinella. Sì, sono d'accordo Mirella, sono d'accordo pienamente, nel senso che a mio avviso così si nuociono i minori e in queste vicende il bene supremo che deve essere tutelato è il bene dei minori. L'avrei valutato anch'io un accompagnamento dei genitori con i minori per fargli capire, allora partendo dal fatto che la loro capacità genitoriale è stata valutata, ma non è stata presa in considerazione solo quella e quindi un accompagnamento sarebbe stato decisamente più
proficuo e costruttivo. Io non lo so questi ragazzi che ripercussioni potranno avere da questo, per me un trauma. Sarà solo il tempo a dircelo, più avanti lo valuteranno, ma non credo che questa sia stata la strada giusta da percorrere. Allora, vediamo anche le foto che si parlava prima, che ha mandato il dottor Iacovelli, così le spieghiamo cosa ne pensa dottor Iacovelli intanto che arrivano le foto su quello che ha sentito sia dall'avvocato Pimpinella che la dottoressa Quaranta e anche da quello che ho detto io. Qui cosa stiamo vedendo, dottor Iacovelli? Stiamo essenzialmente vedendo un approccio a mio avviso sempre più burocraticizzato, meno più umanizzato. Ecco, io poi di volta in volta, caso per caso, ho delle titubanze, a volte ho delle certezze negli approcci. Ecco, queste fotografie che adesso stiamo mandando in onda fanno parte di un altro progetto che abbiamo avuto sempre nel pomeriggio, perché stiamo parlando in questo momento, lei ha tirato fuori insomma l'argomento delle famiglie, ha tirato l'argomento della società civile e noi con questo progetto per le quali stiamo vedendo queste fotografie, siamo andati a parlare in questo caso alle famiglie, siamo andati a parlare alle associazioni, siamo andati a parlare alla Proloco, siamo andati a parlare alla società civile, perché abbiamo chiesto loro insomma di riscoprire quello che è anche lì in quel caso un'emozione di appartenenza, un'emozione di riscoperta dei valori, perché guardi, e noi possiamo interrogarci quanto vogliamo sul quanto un giovane sia capace o non capace di affrontare i problemi della società, di affrontare i problemi degli stupefacenti, di affrontare i problemi del revenge porn, ma se la società non è pronta, se la scuola non è pronta, se le istituzioni non ricevono l'esigenza di intervenire in un modo diverso, in un modo applicato, ecco, a questo punto i giovani non potranno mai guarire da questa privazione. Noi ci mettiamo la faccia, guardi, io lancio una sfida, noi ci siamo, il nostro modo di operare è questo, ci mettiamo a disposizione delle pubbliche amministrazioni, ci mettiamo a disposizione delle scuole. Facciamo scoprire ai giovani, ma prima di tutto dobbiamo far scoprire anche agli adulti quali sono le verità. Si lavorasse sulle famiglie, si lavorasse sulla famiglia nel bosco piuttosto che togliere direttamente i bambini. Ecco, io non voglio entrare in polemica sul provvedimento, assolutamente non mi appartiene, però prima di arrivare a questa estrema ratio, insomma, penso che un lavoro prima di tutto sul nostro approccio nei confronti di queste problematiche si debba fare. Prego, avvocato. Mirella, che deve essere un intervento trasversale che deve andare appunto a toccare tutte le tematiche della società. Non sono solo i giovani su cui concentrarci, ma famiglia e intera società, così come abbiamo visto l'intervento, cioè il coinvolgimento della società e la riscoperta di valori e il senso di appartenenza alla società e al bene pubblico. Però dobbiamo lavorare anche sulle etichette, lo dico ai miei graditissimi ospiti, perché noi purtroppo mettere le etichette siamo veramente molto bravi. Un ragazzo porta via una bottiglia al supermercato è un ladro, un ragazzo spaccia una bustina diventa un spacciatore. Ecco, un ragazzo diversamente agile è un mongoloide, un handicappato. Non è forse il momento di lavorare sulla persona, di non dividere più tra uomo, donna, ragazzino, ragazzina, ma lavorare sulla persona, sulla famiglia? Perché mi sembra che è troppo facile passare sempre il cerino alla scuola. La scuola fa la scuola, cioè niente, non può fare tutto la scuola. Ecco, io capisco che le famiglie, anche purtroppo con i momenti tragici che passiamo, non ce la fanno veramente a fare tutto, ma prima Evelyn Zanco portava l'esempio, una volta le nostre mamme, le nostre nonne, bisnonne, avevano tanti figli e non avevano di sicuro gli strumenti che hanno adesso, non c'era da mangiare, non c'era da vestire, lavoravano come pazze.
Però si crescevano questi figli, c'erano delle regole ben precise, ma ieri ho avuto degli studenti e sono stati loro i primi a dire: noi vogliamo che se uno sbaglia vengano applicate delle regole, che paghi per quello che ha sbagliato. Sono loro stesso che lo dicono. Il problema è trovare la via giusta, il percorso giusto, Avvocato Pimpinella, per fare questo percorso, perché possiamo recuperarli. Certo. Già ne abbiamo pochi, se perdiamo anche questi, prego. Beh, ritorniamo al fine rieducativo della pena, Esatto. Quindi alla fine non siamo molto distanti da quello che vorrebbe il nostro legislatore. Poi purtroppo che sia appunto come hai detto tu Mirella, che se rubi una mela al supermercato allora sei un ladro per sempre, purtroppo questo è un problema però non del legislatore, ma è un problema sociale e culturale sul quale bisogna andare a lavorare. Ma in realtà il fine ultimo delle pene in Italia non è quello punitivo ma rieducativo. Cosa ne pensa, dottor Iacovelli? Rieducare proprio a livello culturale? Tanto è vero che io sabato partirò con questa mostra fatta dai Diversamente Agili, anzi invito anche l'avvocato Pimpinella, se è libero, alla Loggia dei Cavalieri alle 12:30, fatta da loro, dottor Iacovelli. L'hanno creata loro, i loro familiari. Indovini che titolo hanno dato? Io ci sono. Pochissime parole, come noi. 3 parole. Esatto. Io ci sono. Prego, dottor infatti, Iacovelli. Adesso... Guardi, proprio lei ha centrato in pieno diciamo, la tematica. La problematica principale è proprio quella che in criminologia noi chiamiamo la teoria dell'etichettamento, che è dannosissima soprattutto nei giovani. Guardi, noi proprio a margine di questi incontri a Puzzano piuttosto che a Sava, e in altre realtà insomma, che stiamo analizzando, avevamo pensato, stavamo strutturando un altro tipo di progetto che diciamo, al quale vorremmo dare il nome punto di reset, proprio per evitare questa problematica dell'etichettamento. Un giovane che si sente etichettato non potrà far altro che continuare nel suo comportamento e dimostrare di essere sempre più forte. Noi invece avremmo pensato di strutturare un nuovo tipo di progetto, chiamandolo punto di reset, dove la scuola, la società civile, le istituzioni dicono: da oggi in poi si ricomincia, ti diamo un'opportunità, non è un'amnistia ma ricominciamo da questo punto, ti diamo un'opportunità di non essere classificato per quello che tu hai combinato, per quello che tu hai fatto, per la tua situazione familiare, ma da questo momento in poi noi ti diamo gli strumenti, ci siamo, per cui ti accompagniamo in una nuova riscoperta di te. A ICIS noi, questo gruppo di lavoro c'è, le pubbliche amministrazioni se hanno la necessità di avere un affaccio su questi progetti, su queste idee, su questi laboratori, ecco, noi ci siamo, lavoriamo insieme, perché è inutile trincerarsi dietro all'idea quel ragazzo ormai è così, non ne possiamo fare. I 4 bulli che ci sono stati messi davanti erano irrecuperabili secondo la scuola, invece sono stati gli artefici dell'intero dialogo, sono stati partecipativi, e quindi vuol dire che probabilmente abbattere quelle barriere dell'etichettamento è stato fondamentale. Sì. Dottoressa 40, come commenta questa voglia da parte di tante associazioni di volontariato, con molti professionisti anche, di rilanciare, di non fermarsi, ma di far capire che forse siamo nella strada giusta se facciamo squadra, se uniamo le forze. Tanto è vero che questa mostra, mi piacerebbe portarla anche da voi, sarà itinerante, andrà nei migliori alberghi di Venezia, perché ho avuto la fortuna di avere il direttore degli albergatori di Venezia che mi ha detto bellissimo, perché parliamo di inclusione. Pensate entrare in un grande albergo e vedere queste foto in bianco e nero, questi sguardi, con questi nomi scritti e dire io ci sono. Prego, dottoressa. Io penso che adesso un importante ruolo all'interno della società sia svolta proprio dagli enti del terzo settore, tra cui le associazioni, che in qualche modo vanno un po' a determinare quello che è l'empowerment del cittadino, cioè il senso di comunità, di appartenenza che il cittadino sente nasce da un senso di potere, cioè di credere nelle proprie capacità e di spendersi per il bene comune. Penso che questo sia proprio il futuro della società. Sostanzialmente la società non si fonda sulle istituzioni o sul ruolo che esse svolgono, ma sul potere dei cittadini, quindi nel
nel riscoprire le capacità proprie, innate, e metterle a disposizione all'interno del proprio paese. Quello un po' che abbiamo fatto noi a Pulsano con il progetto Io ci tengo, cioè sensibilizzare i cittadini verso un maggior senso di appartenenza alla cittadinanza, che si fonda proprio sull'esistenza di un gruppo coeso di cittadini che si spende per il proprio territorio, che ci rappresenta. D'altronde, senza un'identità sociale di cittadinanza la persona non potrebbe sussistere, e attraverso anche una foto in cui rappresentava una donna in bicicletta abbiamo rappresentato anche il senso del dinamismo all'interno della società, che si regge su un equilibrio fatto appunto di dinamicità, cioè di un andare, di un procedere avanti in un'alternanza tra diritti e di doveri. Sostanzialmente il cittadino è chiamato proprio a questo, facendo un po' riferimento anche al modello che ci presenta il sociologo e filosofo Pierpaolo Donati, secondo il quale il diritto di cittadinanza si fonda proprio sul senso di appartenenza, cioè più il cittadino nutre e viene sensibilizzato verso l'appartenenza, più si impegnerà e si spenderà per il paese stesso. E il paese, la cittadinanza, si fonda proprio attraverso l'impiego delle risorse presenti all'interno dei cittadini stesso. Quindi le risorse umane sostanzialmente fondano il paese stesso, il senso di comunità. Molto chiara. Dottoressa, ormai siamo in chiusura, con quale augurio ci saluta? Domenica è Pasqua, ecco, con quale messaggio ci lascia? Prego. Io per questa Pasqua auguro a tutto di riscoprirsi, di riscoprire le proprie capacità, di amarle e di spenderle per se stessi e per il bene comune. Grazie. Grazie a lei, dottoressa 40. Dottor Iacovelli, ecco, con quale messaggio ci saluta? Prego. Io saluto tutti con un messaggio molto breve, una parola: la comprensione, l'ascolto, la riscoperta delle emozioni. Ecco, queste tre parole. Mi auguro, insomma, che questa Pasqua passi da queste tre parole. Smettiamo di fare la guerra nelle nostre famiglie, la guerra nella società, la guerra tra i popoli. Ecco. Questo è il mio augurio. La ringrazio veramente, ringraziamo il dottor Francesco Iacovelli, criminologo, collegato con noi assieme alla dottoressa 40 da Taranto. Sentiamo come ci saluta l'avvocato Pimpinella, Ilaria Pimpinella, questo avvocato che sta cercando non solo di rimanere nel territorio ma di portare avanti, ecco, questo dialogo itinerante in Italia. Esatto, prego. Sì, Mirella. Allora io da donna di legge ovviamente mi auguro per questa Pasqua che comunque, a prescindere dalle leggi che per noi devono essere cardine nella vita sociale, perché comunque senza leggi non si può andare avanti, quindi il rispetto sì delle leggi, delle norme, ma il rispetto di quello che sentiamo dentro e il rispetto dei nostri valori che le famiglie ci hanno insegnato e che spero anche continuino ad insegnare anche ai ragazzi di oggi. Senta avvocato, l'ultima cosa le chiedo, ai nostri telespettatori e telespettatrici, ecco, quale messaggio vuole dare? Perché vedo, mentre i giovani il diverso lo accetta molto volentieri, non vede il diversamente giovane fa fatica, vede un diverso con paura. Ecco, cosa vuole dire? Allora vorrei trasmettere la mia esperienza in questi due incontri a Taranto. Non nascondo che, essendo io diversamente giovane, ero anch'io un po' prevenuta con i giovani. Mi dispiace forse anche dire un po', li avevo un po' etichettati anch'io, un po' come dire guarda, stanno sempre attaccati al telefono, non fanno nulla. In realtà io ho scoperto che hanno delle risorse infinite se solo vengono ascoltati e stimolati. Per cui quello che mi sento di dire ai diversamente giovani è quello di fermarsi un attimo ad ascoltare questi giovani, dargli gli strumenti per venire fuori con le proprie emozioni ed attendere un attimino prima di etichettarli. E con queste parole noi ringraziamo anche l'avvocato Ilaria Pimpinella di essere stata con noi, grazie anche agli altri ospiti. Pubblicità. Buongiorno nel mondo, finita fu l'ultima guerra. Il cubo cannone si tacque e primo sparò.
suo cibo, dall'arida terra un branco di neri avvoltoi si levò. E veramente per me è un piacere ospitare un'amica, ma soprattutto una giornalista che ha deciso invece di intraprendere un'altra attività. Certo. Ha deciso di seguire i cori, di diventare una corista. Saluto e ringrazio Laura Simeoni, veramente grazie Laura di essere qui. Grazie a te, soprattutto Mirella. per la voglia di vivere, da stamattina che parliamo della voglia di vivere, la voglia di essere nel pezzo. Sì. Ecco, poi ci racconterà queste storie di questa maestra poi meravigliosa, Erika Boschiero, Certo. con questa energia che trasmette. Allora raccontiamo perché hai deciso di andare da un'altra parte, a cantare, di diventare una che fa parte di un coro poi molto importante. Quante siete? Allora, questo coro siamo in 50, anzi 53, e abbiamo anche persone che cantano ultra novantenni. Che si chiama il coro? Coro dell'Università Popolare Hauser di Treviso, questa è la dicitura precisa. E, a me piace cantare, mi è sempre piaciuto cantare, ballare, insomma, la vita, no? Il gusto per la vita. Questi sono cori particolari, nel senso che l'obiettivo principale non è il bel canto, non è
fare la performance, avere l'applauso, ma l'incontro, se così possiamo dire, e dare la possibilità a tutti di cantare. Nel video si vede che molte persone cantano sedute. Quelle sono persone che hanno difficoltà motoria, ma abbiamo anche persone con Alzheimer, con problemi di depressione grave, quindi motorie e psicologiche di vario genere. Insieme facciamo un coro. Questo è molto bello perché poi le disabilità sono anche temporanee. Io sono stata un periodo con il ginocchio bloccato e le persone che hanno la macchina, che hanno la patente, vanno a prendere le altre in difficoltà. Quindi c'è una collaborazione, un incontro anche sui valori, perché noi non cantiamo tutto, cantiamo canzoni impegnate sul fronte ambientale, quindi difesa dell'ambiente, la pace, cantiamo con la bandiera della pace e ce n'è ben bisogno, cantiamo per il rispetto, per il contatto tra generazioni. Quando riusciamo ad andare nelle scuole siamo felicissime perché ci sono i ragazzi che hanno proprio bisogno di testimonianze vere, perché anche l'ultimo spettacolo che abbiamo proposto, che è quello sulla resistenza, non è una cosa di glorificazione, di nostalgia, di non lo so, una cosa retorica, ma sono tutte memorie familiari. Le persone che raccontano cosa è successo, magari una famiglia ha dato da mangiare, ha vestito tutti quelli che erano in difficoltà in quel periodo e quello viene raccontato, oppure una nostra corista che aveva il padre che andava di notte ad aprire i vagoni, era un ferroviere e che ha rischiato la vita per riuscire a salvarne qualcuno. Ecco, abbiamo queste storie intime della resistenza. Allora, tu fai parte di questo coro di diversamente giovani, però parlate anche i giovani. Ecco, come vedi queste realtà? Non ti sembra che forse li abbiamo divisi troppo, Laura? Esattamente. Mentre una volta si cresceva col nonno, col diversamente giovane, con le sue storie, e cercava sempre di raccontare il bello. Ecco, la guerra non la raccontava, la teneva nascosta perché aveva paura di ferirti. Erano brutti ricordi, lui invece voleva farti crescere quei bei ricordi, ma ti raccontava le storie. Perché abbiamo così diviso? E soprattutto io ieri ho avuto una scuola, una classe con dei studenti meravigliosi, però la mia domanda: vi ricordate di salutare i nonni? Andate a trovarli? Sai cosa mi hanno risposto? Poco. Come poco? Non è sbagliato, ho detto: ragazzi, non dovete forse andare di più a trovare queste creature meravigliose che avete la fortuna di avere? Sì, è vero, forse sì, troppo poco. Vogliamo salutarli. Si sono emozionati, ma dai. Si sono emozionati, arrossivano, ho detto: salutate ognuno, erano tanti, le vostre nonne li hanno salutati, ma non dipende da loro. Ecco, questi genitori che non fanno capire invece l'importanza e la fortuna di avere questi nonni, che devono ancora insegnare tanto, nonostante anche patologie, come hai detto tu, ma con questo coro fanno capire di esserci, che vogliono vivere, che devono ancora e hanno tanto da dare. Prego, Laura. Allora, secondo me un problema complessivo, cioè nella nostra società ci stiamo sempre più chiudendo, quindi sul fronte generazionale, tra le famiglie, i nonni, i nipoti, tutti i mondi a sé. Ma questo in generale tendiamo a fare un mondo piccolo, no? Il piccolo nostro mondo, un po' perché siamo anche presi da mille cose, quindi non abbiamo tempo di portare in libro, non abbiamo tempo di parlare, non abbiamo tempo di leggere le storie, non abbiamo più tempo per nulla. E questo credo sia un po' il problema principale. Poi c'è anche questa cultura forse della tradizione, viene considerata un po' di serie B, un po' vedo anche nel mondo delle tradizioni popolari, e sono i nonni custodi di questo, dovrebbero essere i nonni, e lo sono, e non c'è comunicazione. Che ci sia bisogno invece sì. I ragazzi, io vedo anche i ragazzi che ho sotto casa, che sono una piccola banda di albanesi, che potrebbero essere i miei nipoti, sono giovanissimi. Quando ti fermi a parlare, cominci a parlare di poesia, di cose, cominciano ad ascoltare davvero, quindi hanno bisogno. Io credo che ci sia tanto bisogno. Raccontare le storie. Ad esempio sono stata invitata a una presentazione di un libro molto bello
di un personaggio che io non conoscevo, una storia bellissima di Gino Donè, questo partigiano italiano, certo. ma questo rivoluzionario cubano che ha lasciato un segno incredibile. Questa storia deve essere raccontata, Certo. ha salvato tantissime persone. Andiamo a vedere e sentire il servizio. Sì. Immaginare che dopo una collaborazione e un'attività così forte nel periodo partigiano, emigrato scappato quasi in Cuba, decide di diventare rivoluzionario. Per tutti a Cuba è sempre stato el italiano. Gino Donè Paro è l'unico europeo ad aver partecipato alla rivoluzione di Fidel Castro e Che Guevara, che nel 1959 liberò l'isola dalla dittatura di Fulgencio Batista. Lui che, già oltre i 30 anni, aveva lasciato l'Italia dopo aver combattuto la guerra partigiana. Uno che dava del tuo a Castro e al Che, nato a San Biagio di Callalta, morto a Sandona di Piave, dove una serata è stata dedicata proprio alla sua vita, raccontata in un libro da Piercarlo Porporato e Daily Sanchez Lemus. Era una persona quasi schiva, non voleva mai apparire, anche se aveva una storia incredibile. Ci siamo detti, potrebbe essere un soggetto da film. Una vita da film, una vita leggendaria che merita di essere raccontata anche e soprattutto alle nuove generazioni. Prima l'esercito, poi partigiano dopo l'8 settembre, la fine della guerra e l'emigrazione tra Belgio, Francia e Germania fino a Cuba, dove entra in contatto con i rivoluzionari. L'incontro con Fidel Castro, quello con Che Guevara, le missioni, i combattimenti, le fughe dalla polizia di Batista, la vittoria, mantenendo sempre e comunque un'etica inossidabile, come quando decise di non partecipare all'attentato di Santa Clara nel 1959. Non lo fece per un motivo, perché era una festa e avrebbero potuto uccidere dei bambini. E lui dice, il nostro combattimento, la nostra azione è contro il dittatore e non contro la gente. Poi di nuovo in Italia, ma con Cuba, un legame mai finito. Più ritorni, l'ultimo nel 2004, poco prima della morte, solennemente decorato per il suo contributo alla lotta. Un personaggio da ricordare, uno che, nel mondo in fiamme di oggi, non esiterebbe nemmeno un istante. E secondo me si metterebbe di nuovo a fare il rivoluzionario. Allora, mi fa piacere Laura Simeoni, lei è una giornalista, conosce benissimo la storia di Gino Donè, ma quanti non la sanno, ma quante cose da imparare. Certo. Ecco, io sono stata invitata, veramente mi ha commosso, mi ha intrigato questo uomo mite, schivo, che veramente ha salvato tantissime vite, che si batteva contro la dittatura. Prego. Certo, sono figure Allora, questa è una grande storia, perché questo è partito, è andato a Cuba, ma ci sono anche tantissime piccole storie che non conosciamo, queste microstorie di persone che hanno fatto la differenza perché si sono tolte anche il pane di bocca, hanno nascosto, magari non imbracciando il fucile, perché alcuni sono andati in montagna, ma altri hanno lavorato sostenendo le famiglie in difficoltà, dando aiuto a tutti indistintamente. È successo anche in Germania, per dire la verità, che nei campi di concentramento qualche santo buttasse anche da mangiare dentro. Quindi ci sono queste microstorie, che sono quelle che a me piacciono, che non risultano dalla grande storia e che noi nel nostro piccolo, nel nostro coro, abbiamo cercato non solo di portare sul palco, ma anche di raccontare con un libro, perché poi questo libro speriamo che vada appunto ai giovani. L'ultimo spettacolo che abbiamo fatto sulla resistenza proprio al femminile e intima e familiare l'abbiamo fatta al Teatro Sant'Anna di Treviso ed era pieno di ragazzi. Anche le foto che ha mandato Laura, così le commentiamo, grazie, prego. Sì, pieno di ragazzi. Sentite. Ed è stato bellissimo. Adesso lo riproponiamo in Cansiglio il 19. Facciamo vedere questo libro, allora, certo. Eccolo qua, dammi che lo tengo io così lo inquadrano bene, eccolo qua. Così intanto tu commenti anche le foto che vediamo, ma soprattutto questo libro. Prego Laura. Allora, questa è ancora Assisi, dove abbiamo cantato Dove vola l'avvoltoio, che è una canzone scritta con testo di Italo Calvino. Quindi abbiamo dei grandi autori che hanno lavorato anche contro la guerra, perché è ovviamente un libro che parla di pace.
come anche questo. Qui siamo al Festival Italo-Marocchino, siamo capitate anche là grazie all'amico Abdallah Rashid Alilal, che salutiamo, e ci hanno invitato e lì abbiamo cantato Bella Ciao con le donne marocchine, perché Bella Ciao è diventato un inno di libertà, un po' per tutti, al di là insomma del paese. Questo è Andrea Schiavon, è traduttore nella lingua italiana dei segni, perché cerchiamo quando possiamo di rendere accessibili i nostri spettacoli anche ai sordi, a cui si pensa poco, perché uno dice ma le canzoni cosa possono capire? E invece no, le canzoni possono essere tradotte col movimento del corpo. E qui è l'Arena di Verona, quella un po' più matterella sono naturalmente io, perché non sto mai ferma. Qui siamo all'Arena di Verona, siamo andati a cantare per Papa Francesco, anche qui Arena di Pace si chiamava l'evento. Siamo portati in corriera con una serie di difficoltà notevoli, perché l'età, dico, c'è una nostra corista del 1930. Pensate? Ecco, per dire. Che però si mette in viaggio tranquillamente. Ma guarda, sono straordinarie, sono straordinarie. Abbiamo persone con la distrofia. C'è Franca, per esempio, che canta con noi, muove solo la testa. È in una sedia a rotelle con la badante, ma è contenta, dice finché ho la bocca io canto, finché la posso muovere la bocca canto, e vuole esserci. Qui abbiamo le due maestre di riferimento, Erika Boschiero e Rosanna Trolese, che ha fondato il coro 20 anni fa e continua a stare con noi cantando da contralto e suonando la chitarra, facendo qualche assolo con anche Erika. Questo è il gruppo di lavoro. I nostri spettacoli sono tutti autoprodotti con testi scritti dalle coriste. Qui c'è un purpurì, ci sono persone come Francesca Meneghetti dell'Istresco e altre che ho avuto ospite poco tempo fa, e altre che nella loro vita hanno fatto tutt'altro e però collaborano attivamente, perché lo spettacolo non deve essere per pochi, deve essere per tutti. Per cui nei nostri gruppi di lavoro si cerca anche di rendere comprensibile a tutti. Allora, una persona che non è professoressa, che non ha studiato un certo tipo, ha le sue cose da dire e ci aiuta anche a renderle in maniera comprensibile per tutti, perché deve capire il bambino di 5 anni e la nonna di 100. Ecco, questo è un po' l'obiettivo. E dicevo che chi ci vuol sentire, abbiamo il Cansiglio, che è terra veramente ricca di storia, con la cooperativa Solidarietà di Treviso, perché cerchiamo sempre le collaborazioni, che organizzerà, loro hanno Cadolte, una bella struttura, faremo nel comune di Fregona il 19 aprile la Resistenza al femminile, poi sarà anche a Monastieri il 26 all'antica abbazia del Pero. Quindi siamo in tournée con... In tournée, finalmente ecco, si va in tournée anche a una certa età, non si rimane a casa grazie a queste associazioni. E ci tengono a esserci tutte, a meno che non siano problemi gravissimi, si muovono. Si muovono. Sì, allora, sì. Questa amica mia, questa Laura Simeone, mi ha fatto anche lo scherzo d'aprile, sì, no, non è più la mia amica, mi ha fatto il pesce d'aprile, sì, ecco qua, me l'ha messo in mezzo al libro, così di sicuro lo trovavo e ringrazio, eccolo qua, anche la Mirella ha avuto il suo pesce d'aprile. Senti Laura, in questo libro però noto queste donne, ecco, che voi avete visto, perché la resistenza è stata fatta anche da tante donne, che però nei libri di storia mancano, ce ne sono pochissime. Ma non solo nei libri di storia. Allora, anche nelle sfilate del 25 aprile, anzi 29 a Treviso, perché siamo arrivati un pochino dopo, ci sono poche donne. Le volevano vestire da crocerossine, perché la donna, destra, sinistra, qua siamo a cultura proprio, la donna non poteva sfilare insieme agli uomini magari col fucile, che in quel periodo era così. Adesso insomma i fucili ci fanno veramente impressione, però in quel periodo c'era una scelta da fare. E le vestivano da crocerossine. Capito? Perché non potevano sfilare. Ci portiamo ancora avanti sto nome, fai ancora la crocerossina. Hai capito? Per cui nelle storie ci sono delle donne straordinarie, raccontate anche in questo libro, ma in tanti altri lavori di recupero, anche le staffette. Vabbè, la bellezza in bicicletta cantiamo noi, no? Per alleggerire anche un po', però bellezza in bicicletta, quante ce n'erano di ragazze che si nascondevano sotto le calze, in mezzo al seno, i dispacci, ma rischiavano e qualcuna l'hanno presa e cosa gli facevano? Le armi sotto la roba lavata,
e facevano un lavoro di supporto. Poi ci sono quelle che hanno combattuto come Rita, che è una nome di battaglia di una partigiana triestina che è scappata, era ebrea di origine, è scappata nel Veronese a combattere sul monte che allora era il Monte Senza Nome, che invece adesso è dedicato a lei, e è stata scritta una poesia su questa Rita, partigiana che è salita, e gli hanno detto a un certo punto: Rita, stanno arrivando i tedeschi, vai via, io non vi lascio da soli. Lei è morta lì per non abbandonare i suoi ragazzi che erano più giovani di lei, ed è morta lì. Lì c'era un partigiano, Meneghetti, che poi è diventato rettore del Bo, quindi un bel personaggio, che ha scritto una poesia. La nostra maestra, quella che avete visto, che ha fondato il coro, classe 1939, suona la chitarra in piedi perché, per dire insomma l'energia, l'ha musicata. Ma pensa. Sì, e l'ha riportata fuori sta cosa che era stata dimenticata. Per esempio. Mai, Laura, la scuola, secondo me, le scuole in generale, quando ci sono questi importanti ricordi, si fanno vedere poco. Allora la scusa è: ma il sabato non si può, la domenica sono i genitori, però nelle Olimpiadi, nelle fiaccolate, le scuole sono andate. Allora perché c'è questa poca attenzione nel ricordare la storia? Perché questi ragazzi hanno fatto parte con le loro famiglie della storia. Certo. La storia siamo tutti noi, direi, la storia. Come mai secondo te? Siamo noi. Esatto. Come mai secondo te le scuole partecipano poco? Allora, qui bisognerebbe chiedere forse a chi ha fatto il docente in passato e chi lo fa adesso. Adesso le scuole, da quel che io vedo, sono schiacciate dalla burocrazia. Allora forse è più facile anche in un momento storico come quello odierno fare una gara di matematica piuttosto che una fiaccolata, che affrontare temi culturali, perché ci si mette poi all'interno di una serie di polemiche che non avrebbe senso, perché insomma ci si confronta, ognuno può avere anche le proprie idee, però secondo me ci sono varie problematiche. Poi io vedo tanti docenti, magari quelli anche sono stati più impegnati in passato, che adesso sono demotivati proprio perché sono schiacciati da una serie di mancanze e di sovraccarico da altre parti. Ti faccio l'esempio del liceo, dove siamo andati in un liceo di Treviso, non ti dico quale perché sennò magari poi il preside... Insomma, il preside ha proposto questo da telefono rosa, perché dice per la festa della donna facciamo qualcosa al femminile di storico. Proposto il preside, anche in linea di massima d'accordo, ma i ragazzi di fronte a un coro di 50 donne che vanno dai 60 ai 95 anni si addormentano. Questo è il preside. Ma no, ma proviamo, ma, insomma, il telefono rosa, una delle nostre coriste è fondatrice di telefono, anzi cofondatrice di Telefono Rosa, per cui abbiamo anche dei personaggi, no? Battagliera, facciamo, il preside un po' così. I ragazzi, 2 ore di spettacolo, perché abbiamo anche allungato parlando di alcune cose, non si alzavano più, alla fine c'era il preside, quindi c'è anche forse un po' di pregiudizio, no? Sul fatto che i ragazzi alcune cose non le comprendono o non le accolgono, dipende. Guarda, io penso, e tu lo sai bene, che sia l'autenticità la via maestra. Se i ragazzi, tu lo sai bene perché sei una persona autentica, sai che come la pensiamo una dell'altra, si fidano. Se invece tu non li convinci, basta, non fai nulla. Loro hanno sentito subito che c'era una grande carica, intanto, un'energia che... incredibile. Perché c'è un'energia con queste donne. L'autenticità del messaggio, che poi può essere d'accordo o no, ma comunque ti arriva dritto, no? Però l'adulto di riferimento, che era il preside, era titubante. Poi ha accettato ed è rimasto. Non si alzavano a un certo punto, ragazzi, è finito. Tutti così, fermi. Allora, guarda, a me è successo un caso, proprio per avvicinarmi anche al discorso che tu stai facendo, molto importante, che vuol dire includere, ecco, vuol dire includere, di Francesco Biasin, che tu conosci, questo assessore al comune di Silea,
dove in questo istituto, in questa casa per anziani, questo ritrovo dove si trovano gli anziani, diversamente giovani come li chiama Mirella, c'erano questi bulletti che passavano su e giù. A un certo momento ho aperto la porta, che davano anche fastidio, ho detto ragazzi venite dentro, venite a mangiare una fetta di torta. Allora, al primo momento, dai, venite a mangiare. Sono entrati, ve l'ho già raccontato a voi a casa, e quando hanno visto, stavano giocando la tombola. Cos'è quella roba là? Com'è quella roba là? mai vista? Non l'avevano mai vista. Quella è la tombola. Ma che bello! Ma non solo, poi ha detto c'è una festa, un compleanno, dai date voi i regali a questi bambini che festeggiano. Tutti imbarazzati, ha detto, sono stati là tutto il pomeriggio. Vedi. Allora, capite che basta poco, il problema è chi è che apre la porta, chi è che prende per mano questi ragazzi? Certo. La comunità che vede il diverso come con tanta paura. È vero che adesso dobbiamo stare attenti, per carità, e quelli che sbagliano devono anche pagare, perché non è che lo dicono li ho avuti gli studenti qua, l'hanno detto loro, chi sbaglia deve pagare, perché loro dicono noi abbiamo bisogno di regole, lo dicono loro, però si fa fatica a trovare qualcuno che apra la porta, perché non si vuole, perché è un problema, perché ti devi mettere in gioco, però i perché vanno con risposta. Cosa vuoi dire, Laura? Certo, guarda, mi viene in mente mia nonna, per dire, la mamma di mia mamma. Lei stava a Santabona e fuori di casa aveva una sedia con un tavolinetto, con sempre una caraffa di acqua, un pezzo di pane e formaggio là. E mia mamma, che era piccolina, diceva ma perché? Perché qualcuno era sulla via del Montello, scende, c'erano le lattere al mattino, poi gli operai, insomma, che andavano avanti e indietro tra Treviso e il Montello. Può avere sete, può avere fame, ma non hai paura, perché comunque c'era la porta sempre aperta una volta, no? Non c'erano le chiavi. Se chi ha bisogno, un bicchiere d'acqua, un pezzo di pane, non si nega a nessuno. Adesso chiaramente le porte aperte, ma siamo andati all'estremo, troppo di là, troppo, no? Non conosciamo chi sta di fronte. A casa nostra ci sono questi ragazzi che si trovano in panchina, nessuno sa come si chiama, che ogni tanto gli dico ciao Leo, ciao Clisi, ma ti ricordi come ci chiamiamo? Una roba... Per loro è una roba grande. Sì. Allora, questa identità che noi dobbiamo riscoprire, ma per fare questo bisogna fare squadra, bisogna unire le forze, sennò, come si diceva prima, da soli non si va da nessuna parte. Perché si demanda tanto alla scuola, ma la scuola, dicevo prima, deve fare anche la scuola, non può fare tutto la scuola. È troppo facile dire la famiglia, no, è la scuola. Ma tu, ecco, perché questi genitori si mettono così poco in gioco? Di cosa hanno paura? Il problema è il confronto, secondo me fa paura, perché non riescono ad avere il confronto con i propri figli, non tutti, invece ne sono di bravissimi e non voglio sparare nel mucchio, però noi dobbiamo parlare a quelli che non capiscono quanto importante è il confronto che con tuo figlio. Se sbaglia, quel sbaglio deve essere discusso in casa, non devi sempre mettere qualcosa sopra e coprire, mettere la polvere sotto il tappeto perché è impegnativo. Ecco, come mai si fa così poco? E poi anche l'informazione, questa informazione che deve arrivare nel rispetto anche delle regole, che deve essere un'informazione corretta. Prego. Certo, qua ci sono dei capitoli, avremo da parlare ore di questo, perché la parte educativa, io ho una sorella che insegna alla scuola materna, Elisa, e si trova quotidianamente di fronte al problema non tanto dei bambini, perché i bambini, quanto dei genitori, e diventa sempre più importante. Genitori che hanno un po' abdicato il ruolo, vuoi perché c'è stata forse una generazione precedente permissiva, vuoi che è complicato, devo lavorare, devo andare qua, devo andare anche a discutere con mio figlio, anche no. Quindi diventa un problema di fronte al quale molti, ma tanti e sempre di più, abdicano, e questo al di là che siano trevigiani o non trevigiani, cioè è diffuso a livello trasversale. Per quanto riguarda l'informazione, noi abbiamo sempre, secondo me, io ho sempre seguito la cronaca bianca, fatto troppo poco per le buone notizie, troppo per le cattive notizie. Questo crea l'effetto domino da una parte e dall'altra lo sconforto. Quando ce ne sono tanti anche di ragazzi bravi, basterebbe un pochino, no?
dagli anche una specie spintina, di spintina, no, di aiuto. No, spintone, una spintina. Sì, ma dai che ce la fai, ecco. Allora andiamo a vedere, Laura, prima di chiudere anche questo servizio, volevo anche la tua impressione su questa proroga della zona rossa a Treviso. Andiamo a sentire. Il questore di Treviso, Alessandra Simone, ha ufficialmente chiesto alla prefettura la proroga della zona rossa istituita a inizio febbraio. La richiesta era già stata avanzata prima della rissa che sabato sera in via Fiumicelli ha portato alla denuncia di 2 ventenni. Secondo la questura lo strumento zona rossa funziona ed è probabile che venga riconfermato almeno fino alla fine dell'anno scolastico. Nel 2025 la prima introduzione del nuovo dispositivo di controllo del territorio era durata 40 giorni, saliti quest'anno a 60. In vigore da prima del Carnevale e in scadenza il 7 aprile, ricomprende Piazza Borsa, Via Roma, Stazione San Zeno e Sant'Antonino, una zona allargata a favore della quale si è espresso in queste ore il sindaco Mario Conte, ma il tema sicurezza è da sempre divisivo e in Consiglio Comunale maggioranza e opposizione sono agli antipodi. Certo, c'è un presidio militare, ma cosa facciamo? Tutto l'anno una zona rossa? Io credo che bisogna trovare anche delle soluzioni diverse, perché quello è, come dire, l'aspirina che serve per buttare giù la febbre, ma poi dopo come risolviamo? Io non penso che la città debba essere sempre in zona rossa, credo che bisogna trovare delle strade diverse, non sono facili ma bisogna impegnarsi. Io vedere la città militarizzata può darmi sicurezza, ma voglio anche dei risultati. Se il problema è la violenza giovanile occorre lavorare per risolverlo a monte, dice Tocchetto. Zone rosse è strumento di scarsa utilità, le fa eco Luigi Calesso di Coalizione Civica, secondo cui devianza e microcriminalità a Treviso sono anzi in aumento. A San Zeno Calesso aveva addirittura fatto volantinaggio contro il nuovo dispositivo di ordine pubblico, a cui è invece apertamente favorevole il capogruppo di Fratelli d'Italia Guido Bertolazzi. Io spero, auspico, sono molto fiducioso che venga prorogata la zona rossa. Sicuramente è un'iniziativa che andrà a rafforzare soprattutto anche la percezione di sicurezza e una presenza più massiccia delle forze dell'ordine, e quindi sì, certamente è una cosa positiva che auspichiamo. Maggiore sicurezza incentiva anche la tenuta dei negozi. A ridosso della zona rossa ha chiuso un'altra storica vetrina, quella della profumeria Venus di via Cadorna. Speriamo che apra qualcun altro sempre con una magari profumeria, perché era un punto storico dove le nostre mamme andavano fin da giovani e anche per me è stato, come dire, un colpo al cuore vederla chiusa. Speriamo che la volontà di continuare su iniziative che potranno garantire più certezza nei controlli e quindi più sicurezza siano anche un incentivo magari a tenere aperto anziché chiudere. Allora, Laura Simeoni, come commentiamo questo servizio? Ecco, tu che vivevi la piazza, le strade, scrivevi in continuazione, prego. Allora, ci sono dei problemi che sono annosi. La zona che hanno fatto vedere prima nel servizio era quella di Piazza Borsa, il supermercato PAM, poi ci sono i giardini di Sant'Andrea. Ma saranno, non so, 30 anni che se ne parla di queste aree, almeno 20, ma anche di più per Sant'Andrea. E la zona rossa, io non sono un'esperta di strategie di quel tipo, ma così da buon senso mi viene da dire: se la zona rossa è qua, i ragazzi si spostano di qua. Non è che risolvi effettivamente, come dice Tocchetto, il problema. Certo, c'è da garantire la sicurezza degli abitanti e dei negozianti e, come si diceva prima, perseguire chi delinque. Ma c'è una grande fetta di ragazzi che è cosiddetta borderline, non è ancora né di qua né di là, si lasciano trascinare. Io ho assistito ad una scena di tentativo di rissa tra 2 ragazzi bengalesi e i 4 ragazzi albanesi. Dalla finestra ho cominciato a dire: adesso vengo giù, sono scesa, e già però uno dei 4 albanesi, ben già preparato, aveva fermato gli altri 3, ma perché avevamo parlato prima di queste cose, che le risse non portano a niente, perché poi sono... No ragazzi, ma io eravamo in 4 contro 2, sì, in un quartiere di Bangla, domani voi siete in 4 e loro sono in 100, bene? Come la mettiamo? Ti fermo un secondo perché abbiamo Pierina da Bagnoli, se no mi cade la linea, sto centralino stamattina, vai Pierina. La signora parla, devo parlare lo stesso? Prego Pierina.
Ecco, perché io dico, Mirella, mi dispiace di dirlo, ma sono tutti figli di papà, sono tutti figli di papà e i genitori lo sanno, Mirella, e non gli dicono niente, perché vicino a casa mia ce ne sono 2 e i papà e le mamme quando escono, guarda, fare il bravo, sai, sì, ma dammi 100 euro perché mi servono, e gli danno i 100 euro e lo lasciano fare. E anche lo stesso a scuola, Mirella, una volta noi prendevamo 2 sculaccioni e invece adesso vanno a protestare, a dare le cose, ma queste persone che hanno parlato adesso dicono si potrebbe fare di più, si potrebbe fare di più, non può essere, però non hanno idee. Perché non hanno idee di dire facciamo così? No, non hanno idee, sono contrario su tutto, ma non hanno idee. È quello che fa rabbia, Mirella, perché non interviene nessuno a dire facciamo così, facciamo colà. Questo è. Grazie cara Pierina, devo chiudere perché sennò non ce la faccio, e hai chiamato proprio in chiusura. Non è vero, Pierina, che non ci sono persone che vorrebbero anche con le idee, con progetti, il problema è che non li lasciano fare, non li lasciano agire. Assolutamente d'accordo con te. E quella dei figli di papà è un altro grande argomento e la signora ha tirato fuori, ed è sempre il ragazzo che non ha una regola e che di fronte a chi lo ferma, li ho sentiti, mio padre è avvocato, non c'ho nessun problema, sono minorenne, cosa mi fate? Mio padre è avvocato, mi ha spiegato, ma santo e poi paradiso, voglio dire, non è, cioè, problema delle seconde e terze generazioni, ma anche dei nostri figli di papà, come si dice, figli di mamma. E che ci siano delle persone che vorrebbero fare, ed è vero, ci sono tante associazioni che si muovono e si trovano bastoni tra le ruote da tutte le parti. Pierina, credi, guarda, tante associazioni hanno portato progetti anche validi, non c'è niente da fare, mettono sempre i paletti, la burocrazia, le assicurazioni, la privacy, e vai, e alla fine poi li troviamo in queste condizioni. Politica. Certo. Allora Laura Simeoni, come ci saluti? È Pasqua domenica, con quale saluto ricordiamo questo libro Festa d'aprile. Voi non troverete il pesce d'aprile come l'ha trovato Mirella, però state attenti perché oggi è il 1° aprile. Laura? Certo. Allora io vorrei lanciare un augurio con la nostra bandiera della pace, la bandiera che il coro dell'Università Popolare Hauser di Treviso ha ormai come emblema. Non è vero che non possiamo fare niente, ciascuno può fare il suo, non lasciamoci travolgere dalla sfiducia. La pace la possiamo costruire partendo da noi, e questo è un messaggio che noi lanciamo e che nelle scuole viene accolto dai ragazzi in maniera veramente grande. Ci sono anche piccole azioni di pace che non emergono. Una bella bandiera della pace a tutte le finestre e nei cuori. Direi. Grazie a questa giornalista che lei invece è nel pezzo, sta cercando di farvi capire a casa, muovetevi, fate qualcosa, c'è tanta bellezza in giro, ecco, forse la bellezza salverà il mondo se ce la lasciano, perché qua bisogna vedere se ce la lasceranno. Grazie a Laura Simeoni, grazie, e andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato. Ciao, a domani mattina. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo a Fosse di Sotto, da una famiglia che voi avete già conosciuto e che siamo ritornati perché hanno ancora bisogno, perché se non ci foste voi cosa farebbero? Ecco qua, Giovanna, eccola qua, ciao Giovanna. Ciao bellissima. Ciao, ciao. E Mario, ciao Mario. Tu hai visto state parole, eh? Tu hai visto? Sempre più bravo. Allora Giovanna, dimmi cosa è successo? Da quando che siamo venuti ieri, cosa è successo? Il 25 giugno mi sembra. Ecco. L'alluvione, esatto. sì, ecco. Dopo voi altri siete venuti dopo una settimana, ecco, e ringrazio ancora Rete Veneta, perché per il resto lasciamo immaginare. Nessuno ha fatto vivo Nessuno, neanche il sindaco, che avevo bisogno, perché mio marito prende 10 pastiglie al giorno, avevo bisogno di fare un buco perché avevo ancora la fogna intasata, e da allora aspetto ancora il comune. Però amici di Mario
ci hanno dato una mano e siamo ritornati a posto. Cioè, ma se non che fosse sta solidarietà fatta dal privato, da brava gente, Non lo so. come se potevi andare avanti? Non lo so. Amore. Non lo so. Dimmi Mario. No, niente. Com'è stato intanto? Beh, Tutto insomma. qua, come sia? E batte. Vabbè, i amministratori mini come hai visti, né uno Cioè, né se veni l'altro. vede come che stai, che aveva bisogno di... Neanche un colpo di telefono. Oh là, insomma, dai, stai. Sì, c'è una dai. santa, si respira adesso. Sì, vero. Ma mi ricordo che se veniva era un disastro qua. Sì, ti ha tolto a cusinetta, vedi tu? Questa solo ho tolto. Vabbè. Cucina, salotto, ho fatto sala da stiro. E il bagno e basta. Avete bisogno di qualcos'altro come mobi? Un divano. Quanto ben che vota sto vecchiotto? Tanto. E ti quanto ben che vota sta vecchiotta? Che cosa c'è che se pensi in quel momento? Perché mi sono venuta ieri una disperazione, non è più niente. Ringraziamo chi che ne ha aiutato e ringraziamo anche chi che non ne ha aiutato. Bravo. Ecco, quella... Il momento è cosa si prova quando te vedi a casa così? Non c'è parole. Non c'è parole. Mi vedeva il mondo crollare, sperando che se mi arriva a pensione e dopo cercheremo di andare avanti, poco a volta, dai. Sarai oggi? E voilà. Grazie. Mirella. Questo se l'assegno mi sapevo che avevi bisogno. Grazie Mirella. Veramente. Grazie. Ecco, perché vi permetterà di respirare e pagare magari sta cucina. Ecco, speriamo. Sei contenta? Sì, grazie. E ti Mario, cosa hai avuto dire alla grande famiglia di Veneto? Grazie. E anche a Mirella, anche stavolta vi dice grazie perché avevi visto anche stamattina siamo arrivati qua per aiutare sta famiglia che è in forte difficoltà, perché se no che fossimo noi altri. Maria, ciao!